spazio non si copre, si disegna. Da Caralis non solo tende, laboratorio artigianale di Fortunato Ciminiello. Ogni ambiente prende forma. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vetrate, gazebi, soluzioni tecniche e classiche per casa, nautica e hotel. Tessuti che proteggono, scorrono, accolgono. Artigianato che pensa, progetta, dura. Caralis non solo tende. Via Renzo Laconi 20, Cagliari 070 24 08 25. Non solo tende, ma visioni che abitano lo spazio. La pioggia, il camino acceso e tutto il calore del legno posato ad arte da Idea Parquet. Laminati, prefiniti, tradizionali per interni eleganti, decking per esterni che durino nel tempo. Raccontaci la tua idea. Chiama il 333 72 19 709. Idea Parquet di Marco Andreoletti, il tuo parchettista di fiducia con esperienza trentennale. Hai voglia di un pranzo delizioso o di una cena speciale? Trattoria Ristorante Ci Pensa Fabietto a San Gavino Monreale. Aperti a pranzo dal martedì alla domenica e a cena nel fine settimana. Con ampie sale su 2 livelli, siamo il luogo perfetto per pranzi di lavoro e ricevimenti su prenotazione. Ci Pensa Fabietto, Trattoria Ristorante, via Roma 208, telefono 349 413 91 88 a San Gavino Monreale. Ogni giorno è un'occasione speciale. L'eccellenza non arriva mai per caso, ma è un traguardo fatto di impegno e dedizione. L'eccellenza è umanità, è il modo in cui scegliamo di amare le persone, è la cura con cui ogni giorno facciamo diventare grandi i nostri progetti. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa. Vieni a trovarci a Guspini, Sestu e ora anche a Selargius in via Pasteur 45. Radio Superstar.
31. Per spegnere i sintomi dell'influenza agisci subito sulla causa, l'infiammazione. Puoi provare Aspirina C. Combatte rapidamente l'infiammazione, mentre la vitamina C stimola la risposta immunitaria. Aspirina C è qui per te quando serve. È un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. L'eccellenza non arriva mai per caso, ma è un traguardo fatto di impegno e dedizione. L'eccellenza è umanità, è il modo in cui scegliamo di amare le persone, è la cura con cui ogni giorno facciamo diventare grandi i nostri progetti. Iper di Ruggeri, quel che sogna la tua casa. Vieni a trovarci a Guspini in Sesto e ora anche a Selargius in via Pasteur 45. Anche gli oggetti più insospettabili possono essere un pericolo per te che ti occupi della tua casa e della tua famiglia. INAIL ti tutela con l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Puoi assicurarti durante tutto l'anno. Se sei già iscritta o iscritto, rinnovala entro il 31 gennaio 2026. Vai su inail.it. INAIL, la persona al centro. Campagna promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Dopo il pareggio in rimonta con la Cremonese, il Cagliari affronta un altro scontro diretto per la salvezza in trasferta contro il Genoa, reduce dal buon pareggio con il Milan, è ansioso di riprendersi dopo un periodo negativo. Io sono Andrea Sanna, in collegamento telefonico tra pochissimo avremo il nostro Vittorio Sanna per andare a vivere le emozioni come sempre del match del Cagliari, come abbiamo detto oggi impegnato in trasferta contro il Genoa per la 20ª giornata del campionato di Serie A Team. Siamo nel primo turno del girone di ritorno, quindi Cagliari ansioso di riuscire a iniziare questa seconda parte del torneo con un buon piglio, dopo che in questo 2026 ha ottenuto un punto in 2 partite, la sconfitta con il Milan e il pareggio con la Cremonese. Come sempre siete pronti voi a risponderci, a stare con noi tramite il nostro WhatsApp 340 5186 036 per comunicare in diretta. C'è scritto il nostro Luigi, mandaci la formazione mettendo una ultra offensiva come commento con una faccina non troppo sicura, un po' preoccupata. C'è scritto anche il nostro Mauro da Quartu: un caro saluto a tutti voi amici, partita delicata ma possiamo farcela, un grande forza a Cagliari, come sempre positivo il nostro Mauro è anche oggi pronto a sostenere i colori rossoblù, così come Alessio il suo Forza Casteddu, che come sempre ci introduce, ci mette nel mood corretto per andare a vivere quella che sarà la partita della squadra sarda. Andiamo a leggere le scelte dei due allenatori, De Rossi e Pisacane, che sono sfidati qualche mese fa nel 3-3 casalingo di Cagliari. Come sappiamo campionato che non mantiene l'esatto ordine che c'era anche all'andata, bensì vede un girone di ritorno differente. Allora ecco che Genoa e Cagliari si risfidano dopo essersi incrociate non troppo tempo or sono. Genoa che si dispone in campo col 3-5-2, Leali è il portiere, Marcandalli, Ostigar e Vasquez sono i difensori, Norton Caffi, Frendup, Malinowski e la novità Ellerson insieme a Martin a centrocampo. Ellerson che prende il posto all'inizio di Torsby, la coppia d'attacco invece rimane Vitigna e Colombo. 3 i cambi per il Cagliari, il portiere è sempre Caprile, sembrerebbe essere una difesa a 4 quella disposta da Pisacane con Palestra, Luperto, Rodriguez e Aubert, ma attenzione anche all'ipotesi 3-5-2 con Luperto, Rodriguez e Aubert come difensori e Palestra che salirebbe a centrocampo. Comunque vedendola come una difesa a 4 abbiamo poi un centrocampo composto da Adoppo, Prati e Mazzitelli. Il reparto d'attacco vede Luvumbo, Chilixoi ed Esposito. Nel caso di 3-5-2 Luvumbo sarebbe chiamato a fare un lavoro maggiormente di raccordo presso tutta la fascia, cercando anche di aiutare in fase difensiva. Ci scrive anche il nostro Manuel: Forza Cagliari per sostenere i colori rossoblù, mentre
Un altro commento arriva riguardo alla formazione del nostro Riccardo da Bologna, che ci scrive una formazione coraggiosa, ci manda un saluto, mandandoci anche la foto del Cagliari Fan Club di Bologna, che salutiamo, il club e anche il nostro Riccardo. Ci scrive anche Andrea: siamo qui a trepidare con voi, scettica Steddu, c'è solo una fede anche presso Radio Super Sound, presso a Suon di Gol, e li sentiamo carichi i nostri tifosi per questo prepartita, per questo 20° turno. È una partita delicatissima, come detto in avvio, per due formazioni che non stanno vivendo un momento particolarmente felice. Il Genoa non riesce a ottenere un successo da ben 5 turni, sta migliorando nei risultati, 2 pareggi nelle ultime 2, tra l'altro con Milan e Pisa, ma comunque non sta riuscendo a spiccare il volo per andare via dalle zone più basse della classifica, visto che al termine del girone d'andata si trova in 17ª posizione. 15° invece il posto del Cagliari, che è stato superato dal Parma, che è riuscito a vincere lo scontro salvezza contro il Lecce. Cagliari che quindi vuole fare punti per ridestarsi e per allontanarsi ancora rispetto alla zona recessione. Farebbe un bel balzo nel caso di vittoria la squadra allenata dal mister Fabio Pisacane. Vedremo se sarà così, vedremo anche se la formazione, che comunque sembra bella agguerrita, con voglia di proporre un buon calcio, riuscirà a essere efficace. Tra pochissimo iniziamo a vivere la nostra partita, ma come sempre prima ci carichiamo con il nostro inno. S'alza il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, i corazzi di 4 mari, con sguardo fiero e forza antica. Cagliari, la nostra patria, Cagliari sei in rombo e fala, e la mia squadra ancora in più e lotterà. Castello canterà. Fantastico come sempre il nostro inno, che ci carica prima del match del Cagliari. Tra pochissimo le squadre inizieranno a darsi battaglia per quanto riguarda questo 20° turno, con le 2 formazioni che si sono già presentate all'interno del campo. Abbiamo parlato delle 2 scelte, anzi più di 2 scelte degli allenatori, con riferimento soprattutto a quella di Pisacane, l'esclusione di Mina, Zappa e Gaetano dalla formazione titolare per far posto a giocatori come Obert, Mazzitelli e Luvumbo. Ed Esposito. Sono quelle scelte che possono cambiare rispetto anche all'approccio che c'è stato nella passata partita. Come sappiamo, con la Cremonese si è subito il gol nei primi minuti a causa dell'errore di Mina oggi neanche convocato per un problema fisico che quindi lo terrà lontano dalla disposizione di Pisacane che si affida a Luperto, che sembra ormai sempre più certo di stare a Cagliari. Anzi, le dichiarazioni di Angelozzi prima dell'ultimo match del Cagliari sono state eloquenti, hanno proprio dimostrato che Luperto non è cedibile, di conseguenza continuerà la sua avventura fino a fine stagione con il Cagliari, e vedremo come continuerà dopo alcune partite in cui non è riuscito a brillare come aveva fatto l'anno scorso, per pulizia, per capacità di leggere la situazione, che è anche la caratteristica che poi si riconosce in maniera maggiore a Luperto, ma comunque sappiamo essere appunto un ottimo difensore con delle grandi doti, soprattutto a livello di esperienza e di scelte
in situazioni di pressione. Ci scrive il nostro Mauro che annota Caprile capitano, effettivamente è una cosa nuova, grande. Sono felici i nostri ascoltatori per la scelta di eleggere a capitano Caprile, effettivamente all'interno della formazione quello con un po' più di esperienza, insieme a Luperto e Luvumbo, che però diciamo non avrebbe avuto il carattere adatto per ricoprire il ruolo del leader dello spogliatoio, e di conseguenza fascia a Caprile, che avrà il compito, l'onore e l'onere di rappresentare il Cagliari come capitano. Cagliari che ha provato subito dopo un giro di lancetta a farsi vedere in avanti, il tentativo di Esposito sulla fascia che è riuscito ad andarsene molto bene da un avversario, poi ha tentato il suggerimento centrale che è stato deviato, smorzato, e ha consentito successivamente a Leali di intervenire senza particolari problemi. Andiamo a vedere un po' di precedenti tra le due formazioni che oggi si danno battaglia in questo lunedì di Serie A, che continuerà anche stasera, non si interromperà con la partita del Cagliari, ma vediamo un po' quali sono i risultati storici tra Genoa e Cagliari. 79 i precedenti, con i sardi che hanno ottenuto 28 vittorie, 23 pareggi e 28 sconfitte, quindi nel totale delle precedenti battaglie andate in scena tra Genoa e Cagliari sono in perfetta parità gli scontri e le vittorie a testa. In trasferta il bilancio peggiora drasticamente, con 38 incontri che hanno visto 6 vittorie sarde, 12 pareggi e 20 sconfitte, quindi Genoa nettamente favorito tra le mura amiche contro la formazione isolana. L'ultima vittoria risale al match del novembre 2023, vinto per 2-1 grazie alle reti di Viola e Zappa, che superarono il momentaneo pareggio di Gudmundsson, tra l'altro con quell'errore di Goldaniga difficilmente dimenticabile. L'ultimo successo invece in trasferta è dell'aprile 2014 per 2-1 grazie ai gol di Sau e Barbo, che ribaltarono l'iniziale vantaggio di De Maio. Gli ultimi 3 incontri tra le due formazioni sono terminati tutti e 3 in pareggio. Questa è una nota che è curiosa: gli ultimi 3 incontri tutti pareggi e tutti con almeno un gol per parte, perché sono finiti l'ultimo 3-3, poi 1-1 e poi 2-2, quindi queste le ultime partite tra queste due formazioni, che ci fanno ben sperare per una gara divertente giocata all'attacco. Il Genoa non ha mai perso contro il Cagliari negli ultimi 10 incontri giocati in Liguria, sono davvero tante quindi le partite in cui è imbattuta la squadra del Grifone contro gli isolani per quanto riguarda le gare giocate in Liguria. Il Genoa è riuscito qualche minuto or sono a conquistarsi un calcio d'angolo con un'iniziativa di Ellerson deviata in corner, ma fortunatamente nulla di troppo pericoloso, e difesa del Cagliari che è riuscita ad allontanare senza particolari affanni. È una partita che è iniziata subito con grande veemenza da parte di tutte e due le formazioni, non ci si risparmia, non si aspetta l'avversario, bensì ogni qualvolta c'è la possibilità di affondare con le qualità poi che contraddistinguono i due team, lo si tenta di fare. Infatti Cagliari, che ci ha provato qualche minuto or sono con il solito Palestra, che ormai è una delle armi più funzionali della squadra di Pisacane, è molto bravo Palestra ad andarsene sulla destra, la sua geometria centrale per servire l'inserimento di Esposito, ma la palla che poi è stata deviata in calcio d'angolo. Ma questa può essere una delle tematiche della gara, l'utilizzo di Palestra, che sa essere una risorsa imprescindibile per il Cagliari grazie alle sue qualità sia in fatto di corsa che di servizio e di costanza all'interno delle sue prestazioni. Vedremo come sarà oggi la gara di Palestra. Intanto continuiamo a analizzare questo match che andremo a vivere per la prossima ora e mezza. Il Genoa si trova in 17ª posizione in campionato con 16 punti guadagnati in 19 incontri, frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. La differenza reti dei liguri racconta i 19 gol fatti e 29 subiti. Il miglior giocatore del Grifone, Lorenzo Colombo, ha segnato 2 gare
consecutive grazie ai 4 gol e un assist messi a segno. I rossoblù liguri hanno ottenuto 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite. In questa stagione hanno ottenuto una sola vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte nei match giocati in casa. Quindi anche la squadra genoana, che comunque storicamente racconta di essere una roccaforte tra le mura amiche, vista anche la grande spinta del pubblico genoano che accompagna la squadra, quest'anno non sta brillando nei match giocati tra le mura amiche. Come abbiamo detto, 10 partite, una sola vittoria e 4 pareggi, il resto sconfitte. Il Cagliari si trova al 14° posto in classifica con 19 punti conquistati in 19 partite, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. La differenza reti dei sardi racconta di 21 gol fatti e 27 subiti, quindi 2 in più i gol fatti rispetto al Genoa e 2 in meno quelli subiti. Miglior giocatore degli isolani fino a questo momento è Sebastiano Esposito con 3 gol e 2 assist. Nelle ultime 5 partite i sardi hanno ottenuto una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. In questa stagione in trasferta la squadra di Pisacane è riuscita a ottenere 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Queste un po' di statistiche tra le due formazioni, ma intanto ci è voluta subito un'ottima chiusura di Prati sull'iniziativa del Genoa, che era riuscita a far proliferare l'azione di Vitinha fino a dentro l'area. Prati è stato attento ed è andato a contrastare l'iniziativa avversaria del portoghese, riuscendo insieme all'aiuto di Luperto a evitare che si potesse creare una situazione troppo pericolosa. È un Cagliari che deve stare attento alle geometrie del Genoa ed è un Cagliari che purtroppo già è sotto. Gol del Genoa che quindi si porta in vantaggio dopo poco più di 5 minuti. Un giro in lancetta Orsono, è riuscita a trovare la rete del vantaggio la squadra di casa con Colombo. Situazione da rivedere anche a livello di piazzamento difensivo, perché il Genoa che è riuscito a servire il proprio bomber con un passaggio verticale rasoterra direttamente da Vasquez, con Colombo che è stato bravo a farla diagonale su Juan Rodriguez lo lascia troppo lontano, consente al numero 29 di andare a calciare con il sinistro e di battere Caprile per l'1-0 del Genoa. Il passaggio molto bello, quello di Malinowski in verticale, che consente a Colombo di firmare il 3° gol consecutivo, quindi davvero un periodo d'oro per l'attaccante della squadra ligure, ma anche l'1-0 genoano che quindi costringe il Cagliari a rincorrere il punteggio anche oggi, sin dai primi minuti. È una scena, è un film già visto. Vedremo se il Cagliari avrà la forza di riprendersi, ce lo auguriamo e speriamo lo possa fare il prima possibile. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi continuiamo a raccontarvi questo Genoa-Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Nuovamente in diretta dagli studi della Corte del Sole a suon di gol e purtroppo quindi Cagliari che è già costretto a rincorrere dopo neanche 10 minuti. È arrivato il gol del Genoa con Colombo che firma la terza rete consecutiva nel campionato di Serie A, momento idilliaco per l'attaccante Scuola Milan che quindi riesce a timbrare il cartellino anche con il Cagliari dopo essere stato in discussione anche all'interno genoano per larga parte della stagione. Bravo Colombo nel movimento, bravo Vitigna anche a far allontanare Luperto e quindi a creare lo spazio per far sì che il compagno di reparto potesse tagliare. È altrettanto bravo Malinowski, forse lasciato un po' troppo libero di controllare, a trovare il corridoio perfetto per imbeccare Colombo. È una palla sublime quella di Malinowski, non prendiamoci in giro, è veramente un bel passaggio. Però detto questo, difesa del Cagliari che forse si è fatta trovare troppo immobile rispetto all'iniziativa genoana che quindi è riuscita a creare l'azione per il gol del vantaggio. Vediamo un po' di numeri anche riguardo ai giocatori delle due formazioni, con Aaron Martin che è quinto per assist attesi con 3 assist effettuati all'interno di tutto il campionato di Serie A. Il terzino ha anche il maggior numero di passaggi chiave a partita, 2,9 per incontro, ma è quinto per palle perse, quindi 15,8 per match. Quindi Martin che è sicuramente uno dei pilastri del gioco di De Rossi. Continuiamo con sempre il terzino, quindi con le sue media di palle perse parecchio alta. Vedremo se oggi riuscirà a essere migliore. Un altro dei giocatori più importanti è Leo Ostigar che è primo in campionato per chiusura partita, pensate un po', ben 7,9 mentre le altre statistiche riguardano il nostro portiere Caprile, terzo per parate e terzo per gol evitati. Noi siamo pronti a vivere le emozioni dello stadio e le emozioni di Genova con la cronaca di Vittorio Sanna. Purtroppo un altro inizio con il gol subito. Buonasera a tutti, ben collegati con il Cagliari che è stato a sorprendere con una verticalizzazione simile a quella che ha evitato il gol del nuovo vantaggio nell'ultima partita, ma ancora una volta con una verticalizzazione che è stata pagata dalla squadra rossoblù. Ora c'è un fallo a centrocampo, 12 minuti e 15 secondi, un fallo in favore del Genoa, un contrasto che ha visto il Cagliari entrare in modo scomposto e quindi calcio di punizione, anzi calcio di punizione per il Cagliari, sembrava avesse invertito le parti, scodella il pallone, si è sincerato sì delle condizioni del giocatore del Genoa, ma il fallo era dello stesso giocatore, quindi scodellato il pallone, ridato al Cagliari con Prati che lo può far ruotare verso Luperto lo sposta all'indietro dove c'è in questo caso il portiere Caprile, si allarga Juan Rodriguez, rimane al centro, in questo caso Prati che rende ancora Caprile, il passaggio in diagonale è sbagliato, il pallone è recuperato per un attimo, ma ancora il Genoa che tenta di offendere, attenzione, Cagliari che deve subire questo attacco ma riesce a chiudere ma poi non riesce a disimpegnare nel modo migliore, tenta di partire Luvumbo, non gli viene concesso lo spazio, quindi pallone recuperato ancora dal Genoa che tenta di attaccare nel settore di sinistra, porta il pallone, altro contatto al centrocampo, stavolta il fallo da parte di Mazzitelli è netto e l'arbitro va a redarguirlo perché dice il fallo l'hai fatto, il pallone è andato dall'altra parte e tu in qualche modo hai chiuso la strada al giocatore. Ecco perché c'è il calcio di punizione per il Genoa, 13 minuti e mezzo, impatto decisamente migliore da parte della squadra di casa in questo match. Cagliari un po' in imbarazzo, dobbiamo dire che non riesce a trovare le coordinate per uscire dal sistema di gioco che ha impostato il tecnico De Rossi. Pallone che è da mettere giù, calcio di punizione affidato a Martin che posiziona con cura il pallone, mentre dentro l'area un po' tutti dispongono vanno a confabulare cercando di capire quale tipo di metodo e quale tipo di schema adottare. Martin è pronto al calcio di punizione, solleva il braccio, tutto pronto per lo spiovente, parte il suo cross nel mucchio, il colpo di testa allontanare di Mazzitelli, la palla termina in fallo di fondo, ma l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Genoa e quindi si riprenderà la rimessa al fondo. Aveva colpito non Mazzitelli ma prima di lui il giocatore genoano che poi ha mandato la palla sul fondo. 14 minuti e 14 nel corso del primo tempo, calcio dal fondo per il Cagliari, il tocco da parte di Juan Rodriguez per Caprile, il lancio avanti di Caprile alla ricerca del movimento di Kilissoi, la palla in questo caso non controllata da dopo, si perde tra le maglie difensive del Genoa che anche stavolta riesce a chiudere, retropassaggio per tentare di far partire l'azione, pressing portato da Esposito, con lui c'è anche Luvumbo, c'è il rilancio da parte del Genoa
Genoa nel settore di sinistra, palla troppo laterale che sembra perdersi fuori, invece rimane in gioco, almeno così dice l'arbitro, quindi si prosegue con intervento arbitrale e fallo di Luperto ai danni di Colombo, cartellino giallo per Luperto. Ammonito Luperto al 15° del secondo tempo, Cagliari che è sotto di un gol e in grande imbarazzo, linea che va allo studio. E quindi Cagliari che immediatamente deve rincorrere, ma sta rincorrendo anche nell'atteggiamento un Genoa decisamente più vispo. Il giallo è per Juan Rodriguez, errore nella grafica direttamente della partita, la fonte stessa della partita. È Juan Rodriguez il calciatore che è stato ammonito per un fallo su Vitinha successivo. Luperto si lamentava perché chiedeva una rimessa laterale, visto che secondo lui il pallone che era stato salvato da Colombo invece aveva superato in modo completo la linea laterale, di conseguenza doveva essere una rimessa in gioco per il Cagliari. Così non è stato e così è arrivata anche la prima ammonizione per un difensore, una ammonizione parecchio pesante, come sappiamo, rispetto a un ruolo così delicato come quello di un componente della retroguardia. Il giallo può pesare soprattutto sulle decisioni future in situazioni pericolose. È un arbitro comunque abbastanza severo che ogni qualvolta può va a redarguire anche solo verbalmente ogni singolo contrasto, ed andiamo a vedere chi è l'arbitro dell'incontro. È il signor Federico Lapenna della sezione di Roma, alla 94esima direzione in assoluto nella massima serie, durante le quali ha maturato una media di 4,30 cartellini gialli a partita, con 12 doppi gialli, 5 rossi e 31 rigori assegnati, circa lo 0,30% per incontro. La sua media in tutte le competizioni invece di 4,60 gialli per incontro e di 0,30 rigori fischiati. Quest'anno ha già arbitrato 8 match in Serie A, durante i quali ha estratto 27 gialli, 2 doppi gialli e ha assegnato 2 rigori. Ha diretto il Cagliari in 15 occasioni, in cui i rossoblù hanno ottenuto 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. I sardi non vincono da 5 incontri sotto la sua direzione. Ha già diretto invece il Genoa in 9 occasioni, in cui il Grifone ha ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Tra l'altro è l'arbitro della gara d'andata tra Genoa e Cagliari, quella terminata sul 3-3 con la doppietta di Borrelli, il gol di Esposito per il Cagliari e le reti di Vitinha, Martin e Torsby, se non ricordo male, per il Genoa. A supporto del fischietto di Roma ci sono gli assistenti Laudato e Ceccon, quarto ufficiale è Sacchi, mentre al VAR ci sarà Nasca, coadiuvato dall'aiuto VAR Maresca. Quindi questi uomini scelti per quanto riguarda la formazione arbitrale della partita odierna del Cagliari. Ci auguriamo possano fare un buon lavoro. Per ora il metro di giudizio adottato sembra abbastanza severo, andando a punire, a redarguire, a richiamare qualsiasi contatto un po' sopra le righe. Vedremo se continuerà così o ci saranno delle modifiche nei minuti che vivremo da qui al continuo della partita. Noi intanto andiamo a rivivere le emozioni dello stadio con la cronaca di Vittorio Sanna. 19 minuto iniziato, buona occasione per il Cagliari, un attimo in ritardo Esposito sul cross da destra di Palestra, ma attenzione al contropiede portato dal Genoa, va a raddoppiare per fortuna Prati, il pallone però portato ora centralmente con Adopo che riesce a recuperare e poi completa l'azione il giocatore del Cagliari, spinto dal 77 della squadra del Genoa, che è andato a colpire l'avversario, è andato alle spalle a colpire il recupero, in questo caso da parte di Esposito, che era arrivato sul pallone riuscendo a intercettare la sfera. Quindi calcio di punizione già battuto, si sviluppa l'azione del Cagliari, ma in questo caso ancora si viene rallentata. Prati a destra per Palestra, vediamo se decolla in questo caso l'azione. Palestra che cerca di puntare l'avversario, serie di finte, ancora Palestra, va verso il fondo, effettua il cross, c'è una deviazione, la palla sul secondo palo, fa la sponda, in questo caso Esposito, Kilissoi che tenta di voltarsi, non vi riesce, c'è forse un fallo di mano, così lamenta Kilissoi, lo vedremo tra poco se ci sarà da guardare qualcosa. Nel frattempo il Cagliari però ha recuperato e insiste nella sua azione,
porta il pallone nel settore di sinistra con Obert che mette ancora al centro per Esposito che tiene il possesso di palla, apre ma rischiando di perdere il pallone. Per fortuna la ribattuta è sui piedi di Luperto che può insistere nella sua azione, pallone spostato poi lateralmente ancora a vantaggio di Mazzitelli per Prati, ancora Mazzitelli, a sinistra c'è Obert, dentro il passaggio per Chirisoi che viene anticipato, palleggio di Juan Rodriguez, colpo di testa di Mazzitelli, pallone giocato ancora dal Cagliari molto bene per Chirisoi, scontro con l'avversario, per l'arbitro non c'è fallo, la rimessa è per il Genoa. 19 minuti 45 secondi, 1-0 per il padrone di casa, il Cagliari che sta tentando ora di uscire dal suo guscio. Qui la giocata tentata da Chirisoi con un contatto dentro l'area, ma mi pare di poter dire che non c'è fallo di mano, non c'è niente di plateale, braccio attaccato al corpo, ma non l'ha neanche colpito. La rimessa con le mani, il colpo di testa ancora da parte della squadra cagliaritana, prosegue l'azione verso Chirisoi, ancora Esposito che può scodellare al centro, prolunga in questo caso nel tentativo di mandare avanti Luvumbo, anzi trattava di a dopo, pallone che viene giocato all'indietro, il cross di Palestra a cercare ancora Mazzitelli, il colpo di testa da allontanare, la palla in fallo laterale. 20 minuti 27 secondi, il Cagliari che insiste nella sua azione in attacco nella speranza di trovare il gol del pari. Obert al cross, la palla dentro l'area, a dopo che si ora il pallone che si perde direttamente sul fondo. 20 minuti e 40 nel corso del primo tempo, dopo un inizio difficile il Cagliari pian piano sta venendo fuori, ancora una volta però dobbiamo annotarlo questo inizio e dobbiamo segnalarlo come qualcosa che va assolutamente rivisto e corretto, perché non può essere una costante, una caratteristica sulla quale poi non si discute, non ci si corregge, non si cerca di trovare soluzioni. 21esimo minuto quindi, sempre 1-0 per il Genoa, linea che torna allo studio. E quindi Cagliari che è ancora costretto a rincorrere, piano piano sta provando a uscire maggiormente, ma c'è un po' anche di sufficienza in alcune delle scelte, ad esempio quella di Esposito precedentemente come commentata dal nostro Vittorio Sanna, che poi è risultata in una deviazione che è arrivata nella disponibilità di Luperto, poteva essere davvero un'azione pericolosissima da effettuare, un passaggio orizzontale in una zona del campo delicata che se il difensore avesse avuto la capacità di stoppare si sarebbe potuto tramutare in un'azione potenzialmente pericolosissima per il Cagliari, quindi bisogna fare attenzione anche a questo tipo di scelte in un avvio sicuramente difficile per la squadra rossoblù, che deve rincorrere nel punteggio un Genoa che invece sembra sicuro dei propri mezzi, anche se non è perfetto. Infatti il Cagliari che sta riuscendo a costruire qualcosa in zona offensiva, c'è un po' di spazio tra le varie maglie, retroguardia genoana che inizialmente chiudeva meglio le distanze tra i propri componenti, adesso invece qualche movimento un po' più in ritardo e quindi Genoa che sta avendo maggiori difficoltà ad arginare il Cagliari. Speriamo che da questo possa nascere il pareggio della squadra rossoblù, ma intanto andiamo a vivere quella che è stata questo turno, questo 20° turno di campionato, andando a ripercorrere le gare che si sono giocate, partendo dalla giornata di sabato con il match tra Udinese e Pisa, 2-2 tra le due compagini, con i toscani che tentavano di ottenere dei punti importanti per la salvezza. Un pareggio comunque non è da buttare contro una squadra come quella friulana che in casa sa essere molto pericolosa. Un Pisa che ha sbloccato il risultato al 13° del primo tempo grazie al Eurogol di Matteo Tramoni, ex Cagliari tra l'altro, che è andato a insaccare nel 7 il vantaggio per gli ospiti. Il pareggio dell'Udinese non si è fatto attendere, al minuto 19 Cabasele sul cross da angolo battuto da Zaniolo ha incornato meglio di tutti per trovare la rete del pareggio che si è tramutato in un vantaggio per i padroni di casa al minuto 40 grazie al rigore trasformato da Davis, che sembrava poter indirizzare la partita verso i binari della squadra bianconera, che però nel secondo tempo è calata, ha tolto gli uomini migliori e allora al minuto 67 è arrivata la rete di Meister, erroraccio la difesa friulana che ha lasciato un giocatore come Piccinini a saltare da solo. Piccinini ha preso in pieno Okoye che non è stato brillante nel respingere la palla e Meister, più veloce di tutti, ha insaccato il gol
gol definitivo 2-2. Grazie a questo pareggio l'Udinese è mantiene il 10° posto in classifica con 26 lunghezze conquistate. Pensate, una sola in meno rispetto al Bologna, che è vero che è una parità in meno, ma non è che stia facendo molto meglio di una squadra molto più in ombra come i friulani. Invece Pisa, che grazie a questo punto non riesce a superare alcuna squadra in graduatoria, rimane all'ultimo posto con 13 punti, con la zona di cessione che però adesso il primo posto utile è occupato dal Genoa, proprio, che però sta giocando adesso con il Cagliari, con 16 lunghezze conquistate. Quindi ancora tutto da decidere per una zona salvezza che si fa sempre più calda, e allora ogni partita diventa fondamentale quando ci si gioca un così lauto bottino in un così stretto divisorio di punti. Ci vuole un Cagliari che ora reagisca sul campo del Genoa per cercare immediatamente il pareggio e per riniziare anche mentalmente questa partita, nella speranza di riuscire a ottenere i 3 punti. Ci vogliono, se devono arrivare, ci vuole una grande prova da parte della squadra di Pisacane dopo un inizio non brillante come ci si poteva aspettare, come anche dimostrato nelle passate settimane. È un Cagliari che comunque sta riuscendo a creare, anche se nulla di troppo pericoloso. Si aggira vicino alla porta di Leali con una certa frequenza ora nei minuti che scorrono, ma nulla di troppo pericoloso per quanto riguarda l'attacco rossoblu. Ha tentato il cross Palestra qualche minuto or sono, bravo Prati a rimettere al centro, ma il tentativo di liberarsi di Clixoy è stato inibito dalla retroguardia della squadra padrona di casa oggi in questo 20° turno. L'occasione forse che avrebbe potuto dare qualcosa in più è quella che racconta il nostro Vittorio Sanna in presa diretta, con il colpo di testa di Adoppo sul bel cross di Obert, che però ha impattato troppo poco e ha mandato al lato sfiorando appena. Molto bravo Obert a guardare al centro e immediatamente disegnare la traiettoria per far sì che il compagno potesse colpire di testa, però la conclusione non è stata a livello del suggerimento invece messo in atto dal difensore del Cagliari, che oggi può essere un'arma in più soprattutto per quanto riguarda il cross, e chissà che nel secondo tempo, magari anche con l'entrata di Borrelli, si potrà dare maggiore fisicità all'attacco, vista anche la grande capacità a livello fisico della retroguardia genoana. Pensiamo un po', i 3 difensori sono Vasquez, Ostigar e Marcandalli, quest'ultimo il meno conosciuto, ma gli altri 2 abbastanza famosi per non essere dei facili clienti per gli attaccanti avversari, grazie al loro fisico, alla loro capacità di arginare e di chiudere gli spazi. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontarvi questo Genoa Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
vicinissimo al pareggio il Cagliari in questo match con il Genoa. Traversa di Palestra, cross al centro da punizione di Esposito, l'uscita Leali con i pugni che poi scontrandosi con un suo difensore è andato a cadere, con Palestra che ha raccolto al volo la respinta dell'estremo difensore avversario, con il mancino che non è che su piede è andato a calciare, palla sulla traversa che per poco non sbatteva alle spalle del portiere Leali, decretando poi il possibile autogol. Così purtroppo non è stato, ma Cagliari vicinissimo al gol dell'1-1. È arrivato un giallo anche per il Genoa e questo è sintomo del fatto che il Cagliari piano piano sta prendendo sempre più palla all'interno di questa partita. Giallo per Frendrup, che è uno dei difensori e uno dei centrocampisti che sono stati messi per spezzare soprattutto il gioco dei rossoblù, che ora dovrà continuare il resto del match con una munizione sulle spalle. Tra l'altro sulla traversa di Palestra l'arbitro stava per commettere un grave errore a non fischiare immediatamente il fallo, fortunatamente ha lasciato continuare con Palestra che poi è andato a colpire la traversa, perché se fosse entrata si sarebbe rivisto al VAR e si sarebbe rivisto che il fallo non esisteva, perché Leali è andato a scontrarsi contro un suo difensore. Quindi almeno nell'errore dell'arbitro Di Bello è stato corretto nell'aspettare la fine dell'azione prima di fischiare. Così non è stato in altri casi, lo sappiamo bene noi tifosi del Cagliari. È una partita che comunque la squadra di Pisacane piano piano sta cercando di riprendere e deve riuscirci con la qualità dei propri uomini, con le grandi doti anche del reparto offensivo, soprattutto se pensiamo al livello tecnico. Piano piano con il passare dei minuti sembrerebbe che la missione possa essere compiuta, anche se per ora anche il Genoa sta provando a farsi vedere. Bravissimo Marcandalli qualche minuto or sono a rubare palla a Kilixoi, a portarsi in una zona in cui poteva allungare le maglie del Cagliari, con il suggerimento poi arrivato centrale per il tiro di uno specialista come Malinowski, che però ha mirato troppo centrale, facendo sì che la parata di Caprile per mettere in angolo non fosse nulla di troppo pericoloso, nulla di troppo di grande dote, mettiamola così. Caprile che quindi ha messo in calcio d'angolo il tentativo di Malinowski, con il Genoa che piano piano continua a provare a mettere in difficoltà la squadra cagliaritana. È una partita comunque difficile, lo sapevamo che lo sarebbe stata, lo dicevano anche i nostri ascoltatori. Io vi ricordo che da adesso potete giocare con noi al nostro quiz, anche per distrarvi un po', mettiamola così, dalle pene di questo match. Come sempre il nostro Wall Street English Football Challenge, il nostro quiz di 5 domande in cui dovete rispondere entro 3 minuti di tempo. Dovete andare a cliccare il link che metteremo all'interno della diretta YouTube di Vittorio Ossanna. Come abbiamo detto, 3 minuti per rispondere, lasciateci la vostra mail per essere ricontattati. Ogni risposta corretta sarà un gol fatto, ogni risposta sbagliata un gol subito. Se deciderete di non rispondere, non prenderete né bonus né malus. La migliore differenza reti al termine della giornata vince una prova gratuita presso il nostro sponsor Wall Street English, oltre che si iscrive per quanto riguarda la classifica generale della stagione, perché chi otterrà il maggior numero di punti potrà usufruire di un grande premio, come un corso gratuito presso Wall Street English. Mi raccomando, giocare soprattutto mettersi alla prova di settimana in settimana è fondamentale, perché vi dà accesso a bonus in più per quanto riguarda la classifica stagionale. Quindi provate a superare, a indovinare domande proposte dal nostro Vittorio Ossanna, da cui andiamo immediatamente. E il Cagliari che attacca con l'Uvubo, che tenta di passare dopo un suggerimento di Kilissoi. Insiste la squadra rossoblù, Palestra a destra, tenta di liberarsi dalla marcatura stretta di un avversario, riesce a servire
verso Esposito, incrocia molto bene, Palestra, esterno dell'area, il colpo viene ribattuto da un difensore, colpito al viso, è ancora pallone allontanato, ma recupera Juan Rodriguez, propone immediatamente per Obert, da Obert su lungolinea immediatamente per Palestra che tenta di superare l'avversario, tiene il possesso di palla alle sue spalle a Obert che può crossare, cross basso con l'esterno, è andato Chirisoi ma non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Buona la trama del Cagliari, buono il tentativo di Chirisoi, purtroppo stavolta non ha inquadrato lo specchio della porta con un tocco di fino l'esterno del destro alla ricerca dello specchio della porta, cosa non riuscita, ma la prodezza era di grande livello, insomma ha tentato veramente una giocata di grande livello. E siamo al rinvio del fondo per il Genoa, sempre 1-0 il punteggio, 35esimo minuto, iniziato da qualche secondo il passaggio laterale per il tentativo di lancio ancora da parte genoana che si è spenta col passare dei minuti, gli anni contano, ecco ancora Palestra, la palla per Esposito che da dentro, ancora per il controllo di Chirisoi, duello con l'avversario, la palla all'indietro ancora per cercare Esposito all'indietro ancora, non c'è spazio e quindi si arriva nuovamente a Obert che finge il sinistro, lo effetta con il destro, la palla è ribattuta e finisce in calcio d'angolo, angolo per il Cagliari che sta insistendo alla ricerca del pari in questa fase della partita, 34 minuti e 38, ci sarà adesso il calcio d'angolo per la squadra rossoblu. Nel frattempo viene riproposto il tiro al volo di Palestra che non si è infilato in porta, angolo per il Cagliari dalla destra del portiere, pronto Esposito alla battuta, mette all'esterno, rende il pallone, Esposito che entra in area, cerca il dribbling, può appoggiare con il destro, una toccata di fine che però non è efficace, dall'altra parte arriva un giocatore del Cagliari che tenta di servire ancora Luvumbo nel duello con l'avversario, tenta di passare, vi riesce ancora Luvumbo, cerca di lottare su questo pallone, arriva in supporto il giocatore, arriva però in supporto al Genoa, all'arbitro che fischia un calcio di punizione, il classico calcio di punizione di confusione, non mi è parso di vedere un fallo netto perché Luvumbo ha cercato il pallone, non vedo assolutamente il fallo, l'arbitro lo ha fischiato per pura confusione, per poter assegnare il calcio di punizione al Genoa. Tutto questo quando siamo allo scoccare quasi del 36esimo minuto, punizione che sta per essere battuta, prende tempo e prende fiato il Genoa che sta soffrendo il Cagliari in questo frangente, pronto Martin a calciare il pallone avanti, lascia poi l'impegno alle ali, come vedete anche questo scambiarsi i ruoli e far passare il tempo, un minuto ulteriore di recupero ha indicato l'arbitro per questo passaggio di consegne, batte le ali, il pallone in avanti, il colpo di testa del Cagliari con Adopo che dà ancora per la verticalizzazione, l'appoggio di Esposito che riceve ancora da Luvumbo, poi la palla servita a Mazzitelli che può servire ancora a sinistra per la corsa di Obert che ha lo spazio per il cross, entra in area al lato corto, appoggia all'indietro ma sui piedi di un avversario che riesce ad allontanare e poi il fallo laterale messo in fuori da Juan Rodriguez che va poi a effettuare immediatamente la rimessa e a regalare il pallone al Cagliari. 36 minuti e 33 secondi, sempre 1-0 del Genoa sul Cagliari e linea che torna allo studio. È un Cagliari quindi che continua a rendersi pericoloso, a fare presenza all'interno della metacampo del Genoa, come detto bene dal nostro Vittorio Sanna dopo il gol del vantaggio dei padroni del casa. È un Cagliari che è continuato a crescere con il passare dei minuti e negli ultimi tempi sta riuscendo a portare spesso dei pericoli all'interno dell'area genoana. Speriamo che da qui al termine di questa prima frazione il Cagliari riesca a riprendere il risultato con il gol del pareggio. Continuiamo con la nostra analisi riguardante il 20° turno del campionato di Serie A, prima di ritorno che è iniziata per quanto riguarda il Como con un pareggio, anche il match tra Como e Bologna alle 15 di sabato, 1-1 il risultato finale, il gol del Bologna inizio secondo tempo con Cambiaghi dopo 4 lunghezze nella ripresa, Cambiaghi che però si è reso protagonista anche dell'espulsione che ha condizionato la partita al minuto 58 e dobbiamo dire un'espulsione abbastanza controversa perché l'avversario Van den Bremp è andato a provocarlo
dopo un fallo subito andandole alle spalle. Cambiaghi, come ha sentito la spinta dell'avversario, ha alzato il gomito e per una casualità ha colpito sul volto il giocatore del Como, portando al cartellino rosso per il fallo di reazione. Ma davvero Cambiaghi non vedeva dove fosse l'avversario, non c'era grandissima intenzionalità nel gesto, e quindi si è rimasti un po' perplessi riguardo alle decisioni dell'arbitro. Fatto sta che questo è quello che è accaduto, con un Bologna costretto a giocare l'ultima mezz'ora in 10, e Bologna che è caduto solamente al minuto 94 grazie a un Eurogol di Baturina, entrato invece da appena 10 lunghezze. Gol davvero strepitoso del trequartista comasco, che riesce a regalare l'1-1 alla squadra di Fabregas, e con un Como che continua a essere imbattuto tra le mura amiche, ed è un Como che in questo momento ricopre il 6° posto in classifica con 34 punti conquistati, contro invece un Bologna che grazie a questo pareggio rimane al 9° posto con 27 lunghezze finora acquisite in 19 partite. Un Bologna che aveva iniziato fortissimo, ma che piano piano sta perdendo sempre più il ritmo della zona di testa, e quindi si complica anche la battaglia per l'Europa nel resto del campionato. Intanto è andato vicinissimo al pareggio il Cagliari con una punizione bellissima di Sebastiano Esposito. Si è conquistato lui la punizione appunto dal limite dell'area, destro morbido sul palo alto per cercare l'incrocio dei pali, ma Leali ha fatto buona guardia andando a tuffarsi sulla sua destra e mettendo in alto la punizione del numero 94 cagliaritano, che però aveva davvero disegnato una bella traiettoria, ma è stato altrettanto bravo Leali, forse anche un po' più plastico di quello che serviva per allontanare il pallone, ma con la mano in richiamo è andato a portare in angolo il pericolo, e il pallone calciato da Sebastiano Esposito. Leali, che tra l'altro in settimana è stato anche contattato già prima del match che ha visto il Genoa scontrarsi con il Milan, c'è stato un chiarimento con De Rossi, visto che il Genoa sta muovendo sul mercato per ottenere un nuovo portiere. Leali era partito come secondo, sta dando qualche sicurezza al Genoa, anche se ogni tanto anche lui commette degli errori abbastanza grossolani, e per questo si giocherà un posto con il nuovo entrante. Ma dobbiamo dire oggi già 2 interventi decisivi da parte del portiere genoano per evitare che il Cagliari possa trovare la via del pareggio, e quindi un Cagliari che ancora si deve scontrare contro la difesa avversaria. Vediamo un po' di numeri per quello che riguarda i due allenatori. Pisacane è allenato contro il Genoa nel match d'andata ottenendo un pareggio, da giocatore l'ha incontrato 6 volte ottenendo 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, mentre con la squadra primavera l'ha incrociato in 4 occasioni ottenendo 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Daniele De Rossi invece ha sfidato il Cagliari in 3 occasioni ottenendo una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta. I due tecnici si sono sfidati nel match d'andata terminato in pareggio per 3-3, match che ricordiamo molto bene. Ex nelle due squadre, nessun ex nel Genoa, mentre nel Cagliari tra i giocatori Pavoletti e Mazzitelli, mentre l'allenatore anche Pisacane è un ex della gara, avendo vestito in passato la maglia del Genoa, con il Cagliari che ritrova oggi Zé Pedro in questo match riconvocato dopo l'intervento, e quindi un Cagliari che perde Mina ma trova Zé Pedro in panchina. Vedremo se avrà modo di farsi notare per quel che riguarda questa partita. Intanto è arrivato un altro cartellino giallo nel corso dell'incontro, cartellino giallo per Obert, che colleziona il 7° giallo del suo campionato, fallo tattico su Malinowski, giallo evidente che poi stava portando anche a un accenno di rissa, penso tra Juan Rodriguez e Vitinha, che erano estranei ai fatti, ma ha fatto sta che Obert è finito sul taccuino dei cattivi. Seconda ammonizione per il Cagliari dopo Juan Rodriguez, anche Obert ammonito, e di conseguenza
Cagliari che ora si vede con due quarti della difesa che pesano da munizione. Cagliari che, come abbiamo detto, sta giocando a 4 con Palestra basso, e forse potrebbe essere questa modifica nel secondo tempo a andare a cambiare un po' le carte in tavola, anche se, come abbiamo detto, la squadra sarda si sta comportando comunque bene dopo il gol subito, è padrona del campo, è lei che sta creando le maggiori opportunità, ma purtroppo il gol siglato da Colombo al 7° minuto sta ancora pesando sul risultato, decidendolo e dicendo che il punteggio si trova sull'1-0 per i padroni di casa. Continuiamo la nostra analisi per quel che riguarda il 20° turno, con la gara che si è giocata alle 18 di sabato, sfida tra Roma e Sassuolo, una gara che si prospettava divertente vista gli interpreti, visto che il Sassuolo poi è famosa per essere un ammazzagrandi. Stavolta però non è stato così. Roma che ha ottenuto il successo casalingo, 2-0 netto sulla squadra neroverde, che ha resistito fino a circa un quarto d'ora dalla fine, per poi capitolare prima sotto la testata di Koné, servito da Sule all'interno dell'area al minuto 76, e poi con il raddoppio firmato dallo stesso Mattias Sulema, di cui il 75% del gol va a Stefan El Shaarawy, che è stato bravissimo a fargli il velo, a toccargli la palla il tanto che bastava, mandando fuori giri il portiere per consentire al giocatore argentino di mettere in rete uno dei gol più facili del suo campionato. 2-0 quindi tra Roma e Sassuolo, con la squadra capitolina che arriva adesso al quarto posto con 39 punti, distacca la Juventus di 3 lunghezze in attesa del match dei bianconeri, che dovranno ancora scendere in campo stanotte contro la Cremonese, ma per ora Roma che va ad agganciare il Napoli, anche se, come sappiamo, la squadra partenopea ha una partita in meno vista la partecipazione alla Supercoppa. Sassuolo invece che rimane al centro della classifica con all'11° posto con 23 punti, appena 4 in più del Cagliari, per una squadra neroverde che ormai vive un periodo tutt'altro che idilliaco. Pensate, 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 5 partite per quanto riguarda gli emiliani. Noi invece siamo pronti a vivere i minuti di recupero del primo tempo, e lo facciamo con la cronaca di Vittorio Sanda. Un solo minuto di recupero, con il Genoa che sta impostando, tiene il possesso della palla in questo frangente. Ostigard che allarga verso destra a vantaggio di Mercandalli, che cerca il lancio lungo, intercetta Juan Rodriguez, il pallone porta avanti ancora del Cagliari, il taglio verso Luvumbo che scatta, Luvumbo 1 contro 1 dentro l'area, Luvumbo punta l'avversario, serie di finte, Luvumbo il sinistro all'interno, non arriva nessuno, il pallone era troppo dietro rispetto al tentativo portato da un compagno di squadra, e la palla quindi è stata allontanata dal Genoa. Un peccato, perché poteva essere l'occasione giusta per pareggiare, ma recupera ancora Palestra solo per un attimo, il pallone ancora per il Genoa, che fa girare andando verso destra, dove c'è ancora la possibilità di impostare da parte di Mercandalli, che rallenta, poi appoggia sbagliando, interviene Obert, ruba il pallone dal centro, netteggia anche il Cagliari, l'arbitro guarda il cronometro e lascia concludere forse l'azione, no, non la lascia concludere, manda tutti a riposo. Il primo tempo si conclude sul punteggio di 1-0, decide il gol di Colombo in avvio di partita, un Cagliari che ancora una volta si è fatto sorprendere nella parte iniziale della gara, e poi ha tentato di recuperare, stavolta però non è riuscito a recuperare il risultato nella prima frazione di gioco, dovrà continuare a farlo anche nella ripresa. E sì, quindi questo il verdetto al termine dei primi 45 minuti dello scontro tra Genoa e Cagliari, ed è una nuova, peculiarità della squadra rossoblù. Se nelle passate stagioni, Vito, il nostro tallone d'Achille era all'inizio del secondo tempo, purtroppo in queste ultime settimane sembrerebbe essere che stavolta è l'inizio proprio della partita a metterci in difficoltà. Sì, l'approccio è un po' così, forse anche il fatto di avere la consapevolezza di poter reggere più a lungo, o forse anche la consapevolezza avversaria che deve tentare di sfruttare i primi minuti quando sono al top della condizione. 1000 aspetti che però ti condizionano la gara, perché devi inseguire il risultato, lo devi inseguire comunque, lo devi inseguire per un pari, non lo devi inseguire per una vittoria. Da questo punto di vista ancora stenta a esserci il salto di qualità in questo senso, per cercare di
avere la mentalità giusta e andare a cercare la vittoria quando siamo ancora 0-0 e non il pari quando subiamo il gol. E quindi questo le sensazioni dopo i primi 45 minuti dalla trasferta genoana del Cagliari. Noi analizzeremo tutti i punti di questo primo tempo tra pochissimo, dopo aver lasciato spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole, a Suon di Gol su Radio Super Sound, sempre qui per seguire il match del Cagliari, oggi impegnato nel 20° turno in trasferta contro il Genoa. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio racconta dell'1-0 per i padroni di casa, il gol di Colombo dopo 7 minuti che per ora decide l'incontro. Ci scrive il nostro Dino Dallodi, vi ricordo il nostro WhatsApp 340 51 86 036 per comunicare in diretta con noi, per dirci anche quello che pensate di questo primo tempo. Dino ci scrive: un unico errore ci è costato caro, comunque ho visto un buon gioco, speriamo nella ripresa. Vedendo il Cagliari quest'anno sto notando di più una valorizzazione dei giovani rispetto alla precedente stagione con Nicola. Che ne pensate? Vito, lascio a te. Ma ne penso che è così, ma con tutti i rischi che ti comporta, perché chiaramente quando ti affidi ai giovani ti affidi a chi ha meno esperienza, sei costretto molte volte a rischiare i giocatori che non sono abituati sempre a interpretare in modi la partita per mancanza proprio di esperienza in questo senso. Quindi il Cagliari deve capire che per ogni obiettivo che si pone ci sono i pro e i contro, e questi contro bisogna piano piano cercare di risolverli. Questo di subire il gol in avvio è un contro che dobbiamo assolutamente mettere in considerazione, in evidenza sulla lavagna, per capire quale tipo di atteggiamento, quale tipo di mentalità, che tipo anche di discorsi bisogna fare per comprendere che dobbiamo assolutamente evitare queste leggerezze. Non sono d'accordo sul fatto che bisogna essere cauti, perché se sei cauto poi rischi questa cosa. Bisogna essere un po' più convinti probabilmente dei propri mezzi fin dal primo minuto di gioco. E quindi è un po' una mancanza di quella concentrazione che le scelte ogni tanto per quanto riguarda la squadra del Cagliari. Sull'occasione del gol, effettivamente l'unica grande occasione portata avanti dal Genoa nei primi 45 minuti. Di chi pensi sia l'errore all'interno di quell'azione, o forse è maggiormente un merito del Genoa che ha saputo sfruttare la minima apertura per servire Colombo? Guarda, lo devo rivedere, non l'ho visto molto bene, lo devo rivedere, devo capire se c'è una posizione messa male. È chiaro che ogni volta che tu subisci un gol qualche cosa non ha funzionato al meglio rispetto agli obiettivi che devi porre, ma da qui a parlare di colpe, insomma, io lascerei. C'è stato sicuramente qualcosa che non è andato bene, bisogna capire cosa non è andato bene per l'ennesima volta, perché in quel tipo di verticalizzazione abbiamo sofferto altre volte, quindi bisogna capire se è un male tattico che dobbiamo affrontare oppure se è una circostanza capitata più volte ma quasi casualmente. Non ne abbiamo parlato nel pre-partita, una formazione del Cagliari un po' differente rispetto al solito, con Palestra chiamato a partire da un po' più una posizione un po' più arretrata. Come ti è sembrato anche questo dispositivo tattico nel primo tempo?
Ma guarda, devo dire che dopo il gol il Cagliari ha giocato bene, ha iniziato con quel soffare timido che caratterizza molte partite, ma poi pian piano ha trovato le misure, si è disteso bene, ha avuto la possibilità di affacciarsi dalle parti leali in più occasioni. Deve concretizzare maggiormente, deve essere più pragmatico, forse si parla di cattiveria, no, pragmatismo, cioè la capacità di andare a cercare con maggiore insistenza il gol. Nel primo tempo 61% a 39 per il possesso palla, 11 tiri del Cagliari contro i 3 del Genoa, insomma, anche se poi la precisione non è il massimo, perché uno solo nella porta del Genoa, 2 invece quelli del Genoa. Quindi come vedete la quantità c'è, molte volte la qualità, la misura deve essere migliorata. Rivedendo il gol, devo dire che probabilmente Juan Rodriguez è andato troppo presto dentro, avrebbe dovuto fermarsi e stare nella linea invece di andare a seguire il giocatore, perché è lui che l'ha tenuto in gioco. Lì devi tenere la linea dei tuoi compagni e devi lasciarlo andare, cercando di metterlo in fuori gioco. Invece gli ha permesso di poter essere in gioco sul passaggio in verticale, quindi questo ha provocato l'inserimento valido di Colombo e il gol conseguente. E quindi un errore del nostro difensore uruguaiano, che comunque si è presentato molto bene, più di una volta è riuscito anche a toglierci le castagne dal fuoco in questo avvio di stagione. Oggi un po' approssimativo nella sua marcatura per Colombo, che poi è riuscito a siglare il gol del vantaggio. Cagliari che poi, oltre alla bellissima punizione di Sebastian Esposito, è andato molto vicino al gol anche con la traversa di Palestra. E finalmente, Vito, vediamo un giocatore in Serie A, un giovane, calciare col piede debole, che è una cosa che non succede mai. Devono farlo un po' tutti, devono imparare che nella Serie A non ci possono essere carenze così grandi, ci possono essere chiaramente piedi migliori o preferiti, ma non può esistere che tu con uno dei 2 piedi non sappia fare le cose basilari, questo senza dubbio. Beh sì, e quindi meno male che comunque poi ci sono anche giocatori che tentano. Anche questi sono i risultati, visto che Palestra ha confezionato di fatto una delle azioni più pericolose del primo tempo. È stata riproposta anche la punizione di Sebastian Esposito, battuta veramente bene, ma altrettanto bravo Leali. Sì, molto bravo Leali in questa circostanza, ha visto partire il pallone, quindi quando vedi partire il pallone è più facile riuscire ad intercettarlo. Buona la punizione, un bel giro, non è molto angolata, forse angolandolo un po' di più sarebbe riuscito a impegnare Leali in modo diverso, ma stai dicendo che la punizione è stata battuta bene, segnale su punizione è diventata una realtà e Leali è stato bravo in questo caso a neutralizzare. E quindi bravo il portiere avversario, bravo anche Sebastian Esposito, che speriamo nel secondo tempo possa avere altre possibilità per mettersi in evidenza. È un secondo tempo che tra pochissimo andremo a vedere. Pensi ci saranno cambi? Ho visto anche il buon risultato dal punto di vista tattico. Credi che Pisacane mantenga le cose invariate? Ma credo che possa mantenere per adesso le cose invariate. È chiaro che pesano un po' anche le ammunizioni, bisogna stare molto attenti da questo punto di vista a non cascare nella trappola, anche perché la penna, l'ho visto un po' la penna rossa in certe situazioni, quindi dobbiamo stare molto attenti, evitare insomma dobbiamo controllare le nostre giocate, avere un controllo della pressione adeguato per poter riuscire ad affrontare questo secondo tempo con la giusta emozione, con la giusta tensione, alla ricerca sì del pari, ma senza farsi prendere troppo dall'istinto, ma governando insomma quello che è il proprio carattere. Quindi con tutta probabilità Pisacane che non cambierà al primo tempo. Chi pensi invece possa essere un elemento che in questo tipo di incontro, in questo anche dispositivo, anche per l'importanza della gara, può dare una vitalità diversa nel corso della ripresa? Ma stando dietro il Genoa come sta in questo momento, anche Borrelli certamente potrebbe essere un giocatore interessante da inserire, anche se poi devi tener conto del fatto che devi anche avere l'equilibrio di avere a centrocampo i giusti interpreti per poter continuare a macinare il gioco, e il gioco lo macini se hai degli interlocutori che ti permettono di sviluppare le trame con una certa abilità, con una certa velocità. Io credo che Pisacane valuterà a fondo tutte queste
queste cose ormai ha una marea di giocatori a disposizione perché si li ha creati, e quindi sono curioso di vedere cosa si inventerà in questo secondo tempo, nella speranza di poter riagguantare il risultato. E questo è l'obiettivo sicuramente del Cagliari, vedremo se ci riuscirà, vedremo come approccerà la seconda metà di gara la squadra isolana, visto che si trova in svantaggio in questo match in trasferta sul campo del Genoa, una partita che vivremo ancora per 45 minuti. Io vi ricordo che avete fino al 75esimo per giocare al nostro Wall Street English Football Challenge. Entrate nella diretta YouTube di Vittorio Ossana, cliccate sul link che vi abbiamo mandato e potrete cimentarvi nel rispondere alle 5 domande messe in atto dal nostro Vittorio riguardo la storia di Genoa-Cagliari. Ogni risposta corretta è un gol fatto, ogni risposta sbagliata è un gol subito. Se deciderete di non rispondere non subirete alcun malus, e chi otterrà la migliore differenza reti della giornata otterrà una prova gratuita presso il nostro sponsor Wall Street English, quindi mettetevi alla prova con il nostro quiz. Sei stato cattivo questa settimana, Vito? Ma non mi pare, per me risulta essere quasi tutto semplice, però non riesco più a capire veramente qual è il livello di difficoltà. Per me sono situazioni che ho vissuto, quindi è facile ricordarle, magari per i più giovani non è così, ed ecco la difficoltà molte volte a rispondere a determinate domande. Ma anche quello è il bello, se fosse troppo semplice non serve sarebbe. a far conoscere la storia del Cagliari, anche questo. Assolutamente sì, un altro elemento multimediale per andare a raccontare quello che è il passato del Cagliari, un Cagliari che però nel suo presente vuole cercare di riacciuffare il Genoa. Non ne abbiamo parlato tanto nella scorsa giornata, visto che poi è accaduto all'ultimo minuto, ma anche il gol di 3P ha davvero dato una grande vitalità in tutto l'ambiente, dobbiamo dire, quasi come se avesse anche un po' legittimato questa continuità che c'è stata da parte sia della società che dell'allenatore nel puntare sui giovani. Sì, è stato un premio alla filosofia, la conferma che non è una filosofia campatinaria, ma che ci sono dei motivi concreti per cui credere in questa possibilità. Chiaramente c'è bisogno di conferme, non basta un episodio, non basta una sola partita, devi continuare, devi stare all'altezza, e secondo me avremo la possibilità di vedere crescere il numero di calciatori che arrivano al nostro vivaio nel giro di questi prossimi anni, con un'appartenenza maggiore a quella che è la squadra, anche se non tutti sono sardi, ma sono arrivati giovanissimi, hanno trovato in Sardegna molte fonti d'aiuto anche personale, e c'è un legame che va al di là del calcio stesso, è un legame che li fa sentire sardi, ripeto, malgrado non tutti siano sardi. E poi, avendo condiviso un'emozione così grande anche col mister che andrà poi a allenarli all'interno della prima squadra, diciamo che c'è un legame in più che può dare maggiori sicurezze ai giovani cagliaritani, che vedremo se verranno inseriti. Ne ho visto uno scaldarsi e togliersi la parte di sopra della divisa, Vitto, sembrerebbe pronto a entrare Idrissi. Sì, Obert che ha preso il cartellino, quindi credo, no, Obert c'è, però non sarà lui ad uscire, forse Juan Rodriguez che ha preso il cartellino, vedremo chi sa, no, non vedo Juan Rodriguez, sì, è però Idrissi il giocatore che sta per entrare in campo. Come pensi possa influire sulla partita? Giocatore decisamente più mobile, più portato alla spinta offensiva. Devi dare spinta, devi recuperare il risultato, devi partire con una chiave offensiva che non sia esagerata, che non tolga equilibrio, metti un giocatore che sa spingere ma contemporaneamente che sa difendere, tentativo di dare qualche punto in più alla fase d'attacco in questo secondo tempo. E vedremo se sarà così per quanto riguarda Idrissi, che tra pochissimo farà il suo ingresso in campo per quanto riguarda il secondo tempo, un secondo tempo che, come abbiamo detto, vedrà il Cagliari andare a rincorrere il risultato dopo il vantaggio nel primo tempo siglato da Colombo dopo neanche 7 minuti. Un Cagliari che quindi ha subito lo schiaffo da parte dei padroni di casa, ma che poi nel corso della prima frazione ha saputo redimersi almeno a livello di occasioni, portando in avanti davvero tante iniziative, con qualche anche occasione davvero pericolosa. Una sa tutti la traversa presa da Palestra, ma anche la bella punizione battuta da Esposito e respinta in angolo dal portiere Leali. Noi siamo pronti quasi per questo secondo tempo. Ti aspetti una gara anche in questa ripresa subito molto vivace, con un Cagliari arrembante?
Il Cagliari deve inseguire il risultato, quindi assolutamente sì, deve cercare immediatamente di consumare i minuti sono il tempo che hai a disposizione per recuperare, non ne puoi sprecare niente, non basta aspettare gli ultimi minuti, ma i primi sono minuti uguali a quelli che sono gli ultimi, quindi devi cercare immediatamente la via della rete per poter rientrare in partita e magari poterla usare per fare qualcosa di più. E questo è l'augurio e questa la voglia che abbiamo noi nel seguire la squadra rossoblù, quindi fuori Rodriguez per Idrissi. Vito, torniamo da te tra pochissimo per la cronaca in diretta. Va bene, a tra poco. E quindi torneremo a breve dal nostro Vittorio Osanna per andare a vivere le emozioni dello stadio genoano in questo lunedì, in questo 20° turno, arrivato alla penultima partita appunto in questa 20ª giornata. Vedremo come andrà l'avventura del Cagliari, che ora, come abbiamo detto, è costretto a inseguire in questo secondo tempo e ha effettuato il suo primo cambio, quindi fuori uno degli ammoniti, ovvero Rodriguez, e dentro Idrissi, giocatore decisamente più offensivo che andrà ad agire sulla fascia sinistra. Idrissi che solitamente è naturale sostituzione a Aubert, che invece viene richiamato a svolgere il ruolo di difensore centrale in questa seconda parte dell'incontro. E sappiamo anche Aubert essere bravo nelle verticalizzazioni, vedremo se la squadra di Pisacane userà anche questa arma in questi secondi 45 minuti che devono raccontare di un Cagliari con la voglia di andare a riprendersi il punteggio, ma dobbiamo dire anche nel primo tempo grande pressione portata avanti dalla squadra di Pisacane, con soprattutto un ottimo lavoro di Adopo, che abbiamo visto molto attivo nel dare supporto ai giocatori più d'attacco. È altrettanto buono il lavoro di Luvumbo, che è stato impiegato invece sulla fascia destra in questa ripresa e anche nella prima parte della partita, che andando a formare una coppia con Palestra tutt'altro che prevedibile, tutt'altro che facile da arginare, perché entrambi hanno una grande potenza nelle gambe, hanno capacità di scatto elevate, quindi vedremo quando il Genoa andrà in difficoltà nel evitare che queste ripartenze possano essere determinanti ai fini del risultato. Ci auguriamo che possa essere così per il Cagliari in questi secondi 45 minuti. Andiamo a rileggere velocemente le formazioni. Genoa che non ha fatto cambi e quindi rimane con le ali tra i pali: Marcandalli, Ostigar, Vasquez i difensori, Norton Caffi, Frendrup, Malinowski, Ellerson e Martin i centrocampisti. Coppia offensiva formata da Vitigna e Colombo. Risponde il Cagliari con Caprile in porta, Palestra, Luperto, Aubert e Idrissi in questo secondo tempo. Centrocampo a 3 formato da Adopo, Prati e Mazzitelli. Luvumbo a destra con Chilixoi ed Esposito a completare il reparto d'attacco. Queste le scelte di Pisacane nel secondo tempo, con l'inserimento, come abbiamo detto, di Idrissi per dare maggiore spinta in fase offensiva. Idrissi che anche a Verona è stata una carta vincente, lì si era rivelato utile andando a siglare il gol del momentaneo 1-2, che poi si è trasformato nel 2-2 per il Cagliari, in un pareggio importantissimo in un campo in un campo ostico come quello della squadra veneta, anche viste le stesse mire delle due compagini per quanto riguarda la zona salvezza. Vedremo se anche oggi Idrissi potrà essere della partita con la qualità che lo ha contraddistinto in molte sue apparizioni. Ci auguriamo che sia questo il caso anche in questo 20° turno. Noi andiamo a vivere le emozioni della gara con la cronaca di Vittorio Osanna. Il Cagliari che tenta di attaccare con il pallone portato proprio nel settore di sinistra da Idrissi, con il controllo e il passaggio filtrante. Vediamo se arriva al centro il pallone, lo riceve Prati, poi da Prati a Adopo che si guarda intorno, non ha una soluzione, è circondato, rischia di perdere il pallone, lo dà all'indietro per Luperto lo dimentica per un attimo e poi lo dà all'indietro ancora per Caprile. 48 minuti e 19 secondi nel corso della partita, con Caprile che il pallone tra i piedi calcia rasoterra, sbagliando anche questo pallone e permettendo quindi al Genoa di ripartire palla al piede. Attenzione, bella la chiusura in questo caso da parte di Idrissi, anzi da parte di Mazzitelli, con l'arbitro che ancora una volta va a fischiare un calcio di punizione a dir poco forzato. Il fallo di Idrissi, secondo il direttore di gara, è il calcio di punizione per il Genoa. È un po'
concede un po' di più alla squadra di casa il signor Rapenna, soprattutto in questo genere di contrasti è molto severo nei confronti del Cagliari, lo era stato addirittura in occasione della traversa di Palestra, identificando un fallo che non c'era assolutamente, per capire il tipo di atteggiamento mentale del direttore di gara che ad occhio vede i falli dall'altra parte. Calcio di punizione per il Genoa, 49esimo è andato via, qui inizia il 50esimo, punizione che viene battuta dall'interno del destro con un sinistro a cercare la porta, rischia l'autogol in questo caso Luperto, ma è bravo Caprile a intercettare. C'era poi stato il tentativo di Ostigard scusate, che non è riuscito a intercettare, a Soprati a toccare il pallone rischiando di mettere fuori causa Caprile. Pallone a sinistra, il passaggio ancora in direzione di Esposito, da questi al centro per Luperto, può partire a destra ma c'è poco spazio per Palestra, il pallone avanti, ecco Luvumbo, controlla la palla, si volta, tiene il possesso del pallone, guarda dove sono i compagni ma non se la sente di cambiare il gioco a sinistra, il pallone va a destra dove c'è l'intervento in chiusura su Palestra con l'arbitro che interviene su segnalazione dell'assistente per fuorigioco di Palestra su questo lancio a destra operato dalla squadra cagliaritana. Cioè nel frattempo è stato ancora una volta tempestivo l'intervento di Caprina in occasione del precedente calcio di punizione, una palla a girare di quelle che lo avevano messo in difficoltà nella partita casalinga, ed ecco ancora il portiere Leali che va a servire verso destra con il Genoa che con Ostigard tenta di impostare, pallone scodellato verso il centrocampo con palla controllata per un attimo e poi allargata a sinistra nella zona di Martin che indietreggia tenendo il possesso della palla, cerca ancora un passaggio, non lo trova, ritorna ancora all'indietro, il fraseggio che prosegue nel settore di sinistra con palla che viene data all'indietro da Vasquez ancora per il tentativo di avanzare dalla parte del Genoa che adesso tenta di attaccare con il Cagliari schierato, con la palla portata da Ostigard servita ancora a destra per Mancandalli, ancora il tentativo di apertura con la chiusura da parte rossoblù, va a saltare e in questo caso a dopo la palla danza al centrocampo, la colpisce ancora per un attimo il Genoa, poi la palla arriva a Chilisoi che la prolunga verso destra per Esposito, colpito Esposito, fa altro fallo, anzi Mazzitelli, altro fallo, altro calcio di punizione e ci sarà anche il cartellino giallo, vediamo all'indirizzo di chi, 51 minuti e mezzo, ammonizione anche per il Genoa dopo questo fallo ai danni di Mazzitelli, il giocatore è rimasto a terra e in questo caso Mazzini, il giocatore che viene ammonito. Tutto questo lo siamo al 52esimo, sempre 1-0 per il Genoa, lì nello studio. E noi ci prendiamo un attimo di pausa con la pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta alla Corte del Sole a Suon di Gol su Radio Super Sound, ammonito quindi Masini all'interno del Genoa, giocatore che era entrato all'intervallo al posto di Norton Caffi, ce l'avevamo persi questa sostituzione, quindi un cambio effettuato anche da De Rossi per quanto riguarda il termine dei primi 45 minuti, dove il Cagliari, come sappiamo, nella parte centrale e conclusiva era riuscito
più volte a portarsi in zona pericolosa riguardo agli avversari, e c'è stato anche un successivo giallo per il Cagliari. Qualche minuto fa aveva conquistato Mazzitelli, ora lo subisce con la penna che va a iscriverlo nella lista dei cattivi. È stato abbastanza severo qua la penna, con Mazzitelli che è andato allo spalla a spalla con il giocatore avversario Frendrup, che non ha fatto nulla per cercare di rimanere in piedi, e di conseguenza è caduto, consentendo quindi all'arbitro di poter mostrare il giallo nei confronti di Mazzitelli che comunque sta rivelando uno dei giocatori più attivi all'interno della formazione del Cagliari. Sta giocando molto bene il numero 4, che si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa da Fabio Pisacane. Queste sono le tipologie dei giocatori che piacciono tanto ai tifosi del Cagliari, quelli che rispondono presente, anche chiamati all'ultimo per cercare di essere d'aiuto alla formazione della squadra rossoblù, che in questo secondo tempo dovrà cercare di essere efficace nelle azioni che porterà in avanti e dovrà sfruttare ogni singola occasione che gli si presenta, come non ha fatto Luvumbo qualche minuto fa. Bellissima trama del Cagliari, che con 3 passaggi di prima consente all'angolano di volarsi verso la porta. Arriva tu per tu con le ali il numero 77 del Cagliari, che si fa ipnotizzare andando a calciare con il sinistro e facendosi respingere la conclusione dalle ali. Ci vuole un giocatore che riesca a buttare dentro la palla. In quei casi non si possono concedere questo tipo di situazioni. Non si possono non sfruttare questo tipo di situazioni per quanto riguarda il Cagliari, con Luvumbo che si è andato completamente da solo verso la porta avversaria e che all'ultimo si è fatto ipnotizzare da Leali. Bravo a tuffarsi sulla sua sinistra Leali, che sta giocando comunque un'ottima partita in questo 20° turno. Continuiamo ad analizzare invece i match che si sono già conclusi in questo weekend, con la gara delle 20:45 di sabato, che ha visto contrapporsi Atalanta e Torino. 2-0 dei padroni di casa netto, con il vantaggio al 13° nel corso del primo tempo di De Ketelare, che su calcio d'angolo con la testa ha portato il punteggio sull'1-0. Il raddoppio della squadra bergamasca è arrivato solamente al minuto 95, con la corsa solitaria di Pasalic, che ha siglato il gol del 2-0 definitivo per l'Atalanta, che con la cura Palladino continua a far bene. Quarta vittoria nelle ultime 5 per la Dea, che sembrava tagliata fuori da qualsiasi gioco riguardante l'Europa, invece adesso si trova a -3 dal Como sesto e potrebbe reinserirsi in modo prepotente all'interno della corsa per quanto riguarda le posizioni europee. Un Torino invece continua a essere altalenante nelle sue prestazioni. 2 sconfitte consecutive contro Atalanta e Udinese, prima la vittoria col Verona, sconfitta col Cagliari e precedentemente vittoria col Sassuolo, per un Torino appunto che non sa decidere che stagione è, continua a fare alti e bassi e stavolta è uscito sconfitto contro l'Atalanta, non creando poi particolari situazioni, nonostante un Carnesecchi che quando c'è stato da rispondere presente è stato determinante. Continua a essere impreciso Caprile, qualche minuto or sono, ennesimo rilancio sbagliato dal portiere del Cagliari, oggi non nella sua migliore forma, soprattutto quando si tratta di giocare con i piedi. Già un paio le occasioni sbagliate da Caprile per far sì che i suoi potessero ripartire in modo rapido. Continuiamo a analizzare questa partita tra Genoa e Cagliari, andando a raccontarvi che è arrivato un altro cartellino giallo. Piovono ammonizioni all'interno di Marassi ed è un altro giocatore del Cagliari. Si tratta di Adopo, che quindi subisce l'ammonizione per essere intervenuto in maniera scomposta sull'avversario che stava cercando di involarsi verso la porta. Adopo quindi che finisce sulla lista dei cattivi
attrattivi insieme a Mazzitelli e anche Obert tra i giocatori che in questo momento sono all'interno del rettangolo verde. Intanto mani nei capelli per Trepì e Borrelli riguardo all'azione sbagliata da Luvumbo, ma davvero un'occasione gigantesca per il giocatore angolano che doveva solamente battere le ali nell'1 contro 1 e non è riuscito a farlo, facendosi intercettare la conclusione e quindi mandando alle ortiche un'ottima azione del Cagliari che era riuscito a liberarlo nello spazio. Peccato davvero che non si sia riuscito a sfruttare l'occasione, ci vuole più cinismo per quanto riguarda questo genere di attacchi all'interno di una partita così delicata, uno per la posta in pali e due perché la devi recuperare, nonostante tu abbia giocato meglio all'interno dei minuti che si sono stati disputati fino a questo momento, e di conseguenza dovresti anche far valere un po' più di orgoglio nelle tue scelte per quel che riguarda il proseguo del match. Intanto segnalo un grande sacrificio da parte di Prati che si sta adagiando all'interno della linea della retroguardia difensiva del Cagliari in fase di costruzione, andando a dare una mano ai centrali, con tra l'altro gli esterni che salgono parecchio, quindi diventa un 3 e altri un 3-3-4 più o meno il Cagliari, con gli esterni che vanno molto in avanti cercando di dare soluzioni alle progressioni offensive della squadra di Pisacane, che comunque sta costruendo, e abbiamo detto aveva messo sull'azione più pericolosa del secondo tempo con l'occasione di Luvumbo cestinata dal numero 77 che si è fatto intercettare il tiro da Nicola Leali. Questo è quello che sta succedendo all'interno dell'incontro, ma vediamo quello che è successo in un altro match salvezza che si è svolto nella giornata di ieri alle 12:30 tra Lecce e Parma. 1-2 il punteggio conclusivo, con il Lecce che aveva trovato la via del gol dopo appena un minuto grazie al gol di Stulic in apertura, e un Parma che non sembrava in grado di anteporsi alla formazione salentina, ma nel secondo tempo Banda, che aveva effettuato l'assist per Stulic, commette una pazzia, intervento scomposto sull'avversario con gamba alta e cartellino rosso che lascia in 10 la formazione giallo-rossa, col Parma che prima va a riacciuffare il punteggio in modo fortunoso grazie all'autogol di Thiago Gabriel e poi trova la rete del definitivo 2-1 grazie a Pellegrino, che sul primo palo si fa trovare pronto e va a insaccare il gol del sorpasso per il 2-1 conclusivo, con il Parma che grazie a questo successo supera il Cagliari, sale a 21 punti in classifica, lasciando invece il Lecce a 17, appena un punto sopra il Genoa, anche se dobbiamo contare i punti che il Genoa otterrà dopo questi 90 minuti. Ci auguriamo che possano essere 0, ma per ora è un Genoa che si trova in condizione di vantaggio. È arrivato un altro cambio per quanto riguarda la formazione di Pisacane, fuori Luvumbo, reo di aver sbagliato l'occasione più grande di questa ripresa. Al suo posto Gaetano, che con la sua vivacità proverà a dar manforte alla formazione sarda. Gaetano che è stato determinante in più di una partita quando è entrato dalla panchina, e vedremo se anche oggi riuscirà a mantenere le aspettative e la condizione che ci si aspetta da lui. Gaetano, giocatore di qualità assoluta per il Cagliari, che quando è entrato in più di una volta è stato bravo a spaccare l'incontro, a dare quella velocizzazione alle azioni che potessero consentire al Cagliari di trovare la via del gol. Ci auguriamo che anche oggi possa essere questo il caso per il numero 10 arrivato dal Napoli ormai 2 stagioni or sono, e che è uno dei pilastri, uno delle armi che Pisacane si tiene in panchina. Alle volte lo si scambia con Luvumbo, con Sebastiano Esposito, ma comunque Gianluca Gaetano può essere sempre determinante per il futuro del Cagliari. Ci auguriamo possa farlo anche oggi in questa delicata trasferta contro il Genoa, nel meno di mezz'ora che è rimasta da giocare per questo incontro. Per questo noi andiamo a vivere le emozioni della gara con la cronaca di Vittorio Sanna.
63 minuti nel corso della partita, attacca il Genoa, il cross all'interno dell'area, c'è il tentativo dentro l'area, mamma mia, cosa ha rischiato in questo caso il giocatore del Cagliari, Luperto, gli è rimasto il pallone sotto dopo averlo mancato con il destro, è sempre il solito problema, il destro che non è il suo piede, l'ha mancato clamorosamente, a momenti riusciva a combinare un pasticcio, sempre il solito problema, bisogna fare una scheda perché ci possa essere un recupero di questa qualità che gli manca. Attenzione ancora a Malinowski, il Genoa insiste in questo frangente, il Cagliari non riesce a trovare in questo momento la via giusta, mentre Idrissi ha un'ottima giocata in disimpegno e avvia l'azione del Cagliari con il cambio gioco non riuscito ad opera di Esposito. Il pallone ancora giocato dal Cagliari in palleggio verso sinistra per il tocco all'indietro ancora per Idrissi per il controllo di Obert, il passaggio in avanti con la palla che può essere giocata su Luperto, alto il pressing del Genoa in questo frangente quando siamo all'inizio del 65esimo minuto, avanza nel settore sinistro, tenta di passare ma lo fa con un rimpallo, il Cagliari non è stato attento in questo caso Esposito, la palla recuperata dal Genoa che ha dovuto indietreggiare ma che poi sbaglia il disimpegno mandando la palla direttamente in fallo laterale. La rimessa in gioco è per il Cagliari con Mazzitelli che ha ricevuto palla dentro, il tacco non scatta in questo caso il giocatore più avanzato, mi è parso ancora una volta Esposito o forse è Esposito che fa il colpo di tacco, è rimasto fermo il compagno, sta di fatto che anche questa volta l'azione sfuma, sta perdendo un po' di vivacità il Cagliari e anche di brillantezza, in questo secondo tempo è stato meno incisivo, probabilmente ci vogliono i cambi per tentare di dare una nuova vitalità, una nuova energia, perché in questo momento chi c'è in campo sta un po' faticando, ci sono anche molti giocatori che sono carichi di giallo e quindi questo potrebbe anche incidere nella loro determinazione alla ricerca del pallone, perché l'arbitro abbiamo visto è molto fiscale e peraltro votato a far pendere leggermente l'ago della bilancia da una parte. Ecco Palestra all'indietro per Caprile, 66esimo minuto, scorre il pallone verso sinistra, arriva fino a Idrissi che alza la testa, cerca il passaggio in profondità, anticipato anche in questo caso Esposito, ennesimo anticipo ai danni di Esposito con Mercandali che ora lo sta bollando in modo quasi sistematico, si avvicina forse il momento del cambio per il Cagliari. Ecco ancora il pallone che viene fatto ruotare a sinistra, come ovviamente con Idrissi che riceve, ancora verso Esposito che stavolta riesce a fare la bisettrice per l'inserimento di un compagno, ancora pallone portato da sinistra verso il centro, il tocco centrale ancora per lo scambio, Mazzitelli all'indietro, non aggancia un primo giocatore del Cagliari ma alle sue spalle c'è Luperto per Adopo che è costretto a ritornare all'indietro perché Palestra è marcato, il pallone centrale ritorna all'indietro ancora, fraseggio del Cagliari che non guadagna metri, insiste però nel cercare un varco, passa ora da sinistra, porta avanti il pallone, attenzione a Obert, può andare a crossare, lo fa, pallone allontanato, fuori aria, raccolto ancora da parte del Cagliari con Gaetano che guarda la situazione, può inventare qualcosa, pallone all'esterno dell'area, dato ancora all'indietro, il passaggio nuovamente verso sinistra, 1-2 cercato con passaggio poi filtrante ancora ribattuto, si tenta di entrare con nitidezza nell'area del Genoa, non ci si riesce, rimessa con le mani e linea allo studio. E quindi un Cagliari che è ancora costretto a inseguire in questo match con il Genoa, il gol arrivato al settimo porta la firma di Lorenzo Colombo, e un Cagliari che ha cambiato due interpreti in questa ripresa, fuori Juan Rodriguez per Idrissi e fuori anche Luvumbo per Gaetano, ma ci vuole ancora qualcos'altro per andare a far male al Genoa, per trovare la via del pareggio. È un Cagliari meno brillante rispetto alla prima frazione, soprattutto in alcuni interpreti ci sono delle scelte che sono approssimative, uno su tutti è Esposito che non sta dando quelle certezze a livello di calcio giocato in questi secondi 45 minuti. Vedremo come continuerà la gara del numero 94 che nel primo tempo aveva creato una bella occasione grazie alla punizione battuta in avanti. Un Cagliari che vuole troppo cincischiare con il pallone in questo periodo, troppi tocchi
tocchi, troppa difficoltà nei tentativi, forse anche un po' lezioso a seconda del momento. Ci vuole maggior convinzione nell'andare a costruire l'azione offensiva senza ricorrere a esterni, tacchi e cose del genere, perché è vero che poi sono belle, rimangono per il gol della settimana, ma poi è molto più difficile andare a completare l'azione se ci si attende che vadano bene le giocate più complesse che vengono effettuate. Questo quindi la mia personale opinione riguardo agli ultimi minuti. Continuiamo noi a raccontarvi come sempre il match del Cagliari, e sono arrivati dei cambi da parte di Pisacane. Effettivamente Esposito lo vedevamo un po' in difficoltà, fuori Esposito e Mazzitelli, e dentro Zappa e Borrelli a questo punto, che andrà quindi a giocare in coppia con Kilixoi. È uscito quindi un centrocampista e un attaccante per far entrare Zappa, che andrà a fare il difensore ma libererà Palestra dai compiti più di copertura, consentendoci di ottenere un'altra freccia sulla fascia destra, con Palestra che avrà l'opportunità di partire più avanti e quindi con maggior probabilità potrà rendersi pericoloso in questa ripresa. Ci auguriamo che possa essere questa la trama. Poi arriva anche Borrelli, uomo utilissimo per andare a giocarsi le proprie chance all'interno delle situazioni da palla inattiva, all'interno delle mischie che il Cagliari dovrà cercare di creare all'interno dell'area. Troppi interni in queste ultime frasi. Poi Borrelli, che tra l'altro viene anche dalla doppietta nel match d'andata, e ci auguriamo possa ripetersi in questo ritorno. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontarvi questo Genoa Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. È una partita da ammonizioni quella tra Genoa e Cagliari, ancora una volta a fare il punto da questo singolare punto di vista è il Cagliari, giallo anche per Luperto, davvero tanti gli ammoniti in questo match per il direttore di gara La Penna, che non ha assolutamente nessuna remore nell'andare a punire i giocatori con il cartellino giallo. Così è successo in davvero tante occasioni, anche Luperto ammonito, e ora Cagliari che ha tra le sue fila ammonito sia Luperto che Obert, c'era anche qualche altro componente, un altro era Mazzitelli che è uscito qualche minuto or sono. Insomma, davvero tante le ammonizioni mostrate, sventolate dal direttore di gara Federico La Penna della sezione di Roma. Era un Cagliari a trazione ancora più offensiva che tenterà di mettere in difficoltà la squadra genoana. Vi ricordo che avete gli ultimi minuti per giocare la nostra challenge Wall Street English Football Challenge, ogni settimana in palio una prova gratuita presso Wall Street English. Tutto quello che dovete fare è rispondere alle 5 domande fatte dal nostro Vittorio Sanna entro 3 minuti. Ogni risposta corretta sarà un gol fatto, ogni risposta sbagliata un gol subito. Se deciderete di non rispondere non otterrete nessun malus né bonus. Per giocare dovete cliccare il link che abbiamo mandato nella diretta YouTube di Vittorio Sanna e mettervi alla prova con la storia di Genoa Cagliari. Cercate di rispondere alle 5 domande, vedete un po' di continuare a partecipare, perché poi la classifica finale darà accesso al vincitore a un corso gratuito presso Wall Street English. Quindi mi raccomando, giocate di settimana in settimana, perché naturalmente la frequenza con cui giocate vi darà accesso anche a dei
bonus. Cagliari che qualche minuto or sono ha rischiato con un passaggio davvero pericoloso per chi ha giocato al calcio. È il classico passaggio orizzontale a centrocampo, quello che ti dicono sin dal secondo giorno in cui calchi un campo di terra battuta che non si può fare. Il Cagliari lo stava facendo e stava rischiando di compromettersi ancora una volta la vita con un'azione davvero potenzialmente pericolosa per la formazione di casa. Con il tempo che continua a scorrere, intanto del punteggio continua a raccontare di un Genoa in vantaggio per 1-0. Un Cagliari che anche a livello di spinta rispetto alla reazione rabbiosa del primo tempo sta mancando per quanto riguarda l'atteggiamento. Qualche azione nella seconda metà di gara, ma ancora non si è riuscito a trovare la via dal gol. C'è anche da dire che l'occasione buttata da Luvumbo in questa seconda metà di gara è davvero incredibile. Luvumbo che era stato liberato al tiro all'1 contro 1 con le ali e che si è fatto ipnotizzare dal portiere avversario, un'azione cestinata in maniera incredibile dal Cagliari. Ma c'è ancora tempo e noi siamo speranzosi che il Cagliari possa raggiungere almeno in pareggio, visto quanto la partita si sta allungando. Intanto continuiamo l'analisi del 20° turno con il match andato in scena alle 15 di domenica, la gara tra il fanalino di coda Fiorentina e il Milan, due squadre che nonostante in passato abbiano condiviso obiettivi e anche posizionamenti, ora si trovano agli antipodi del tabellone. Terminata però 1-1 la gara, con la Fiorentina che è riuscita a trovare la via del gol grazie alla rete messa a segno da Comuzzo nel corso del secondo tempo. Una Fiorentina che sembrava poter condurre la gara fino al termine con la vittoria, ma al 90° è arrivata la rete di Nkunku per il Milan, che regala quindi un punto Max Allegri. Rimane imbattuto l'allenatore del Milan dopo la prima caduta contro la Cremonese. È una Fiorentina che invece sale a 14 punti in classifica. Milan che con questo pareggio rimane al secondo posto in campionato, a -3 dall'Inter, e si complica ancora di più la gara del Cagliari. 2-0 del Genoa, ma era nell'aria dall'atteggiamento sbagliato della squadra rossoblù, che stavolta è stata anche parecchio sfortunata. Ancora una volta tiro da fuori di Frendrup, deviazione, Caprile battuto e palla in rete per il raddoppio del Genoa, che quindi con la prima grande occasione del secondo tempo va a trovare la via del gol. Azione partita da sinistra col cross al centro respinto da Luperto, palla arrivata a Frendrup, tiro col mancino, deviazione di Prati che si gira rispetto al tiratore e palla in rete con Caprile inerme che non poteva fare nulla per il raddoppio della squadra di casa. E ora si mette ancora più in salita per la formazione rosso-blu, colpo del fondo schiena di Prati, ma sicuramente non molto dotato di esso il Cagliari, che ora è sotto di 2 reti quando manca meno di un quarto d'ora al termine dell'incontro, e deve cercare di rimediare per quanto riguarda il punteggio in uno scontro diretto importantissimo come quello che sta giocando con il Genoa, che, lo ripetiamo, nel caso dovesse ottenere i 3 punti andrebbe a raggiungere proprio la formazione sarda con 19 punti, andando ad appollaiarsi al 15° posto e superandola, visto che poi negli scontri diretti avrebbe il favore, dato che all'andata il Cagliari ha pareggiato per 3-3 con quella incredibile gol di Martin, superato Caprile dal rimbalzo della palla. Invece in questa gara il Genoa sta vincendo. Non è ancora detta l'ultima parola, però manca ancora poco meno di un quarto d'ora più recupero. Ci vuole qualcosa, ci vuole un episodio, ci vuole una giocata che possa consentire al Cagliari di accorciare le distanze e di giocare gli ultimi minuti all'arrembaggio, perché questo è l'unica modalità in cui la squadra di Pisacane può ottenere almeno un punto da questa trasferta. Sarebbe la prima sconfitta negli scontri diretti per la salvezza per il Cagliari di questa stagione. Sarebbe proprio la prima volta in cui i rossoblù soccombono in una gara valida per 2 delle contendenti alla permanenza in Serie A, o almeno a giocarsela fino all'ultima giornata in questo campionato di Serie A, che comunque
vede tante difficoltà, una su tutti anche la fortuna del Cagliari, che continua a non esserci in questo match. È arrivato addirittura il terzo gol del Genoa che chiude la partita. Leo Ostigar imbeccato su punizione, difesa del Cagliari che ha ronfato in questa occasione, e quindi gol del 3-0 per il Genoa. Ostigar tutto solo davanti a Caprile, imbarazzante subire questo gol. Per quanto riguarda la squadra rossoblù, non c'è neanche dubbio riguardo la posizione irregolare di partenza. C'è proprio uno tra i dissi e Obert che se ne dimentica completamente di Ostigar, giocatore più pericoloso della difesa genoana, eppure ce lo siamo dimenticato e ci ha fatto gol. 3-0 quindi per il Genoa sul Cagliari. Noi attendiamo ancora qualche secondo per potervi dare un po' di cronaca diretta, anche se diciamo che la situazione non è tra le migliori. Attendiamo ancora qualche istante e poi andremo dal nostro Vittorio Sanna per farci raccontare la gara in diretta, una gara che ora racconta del 3-0 del Genoa sul Cagliari. C'è ancora un check riguardo alla posizione, ma mi sembra assurdo che si possa fischiare qualcosa. Sembrava completamente regolare la posizione di Ostigar in partenza. Andiamo a farcelo raccontare direttamente dal nostro Vittorio Sanna. Sì, Ostigar sì, ma c'era un altro giocatore che secondo me era in fuorigioco, quindi si sta guardando comunque in dubbio. Non è Ostigar quello che era al di là della linea, e in situazioni di questo tipo chiaramente collaborano tutti, ma era un altro giocatore al fianco di Ostigar che era scattato insieme ad Ostigar. Gol nel frattempo che viene però accordato, quindi 3-0 che rimane così. Il check-over secondo me non era tanto su Ostigar, ripeto, ma sull'altro giocatore che Ostigar aveva a fianco. Siamo su 3-0, pesantissimo 3-0 per un Cagliari che si era visto quasi perdersi d'animo, non avere la stessa determinazione che ha messo in campo in altre partite, in modo quasi superficiale è andato a cercare, quasi fosse un fatto dovuto, il gol, con leziosità anche, cioè cercando i fraseggi elaborati invece che l'azione di potenza. Quando lotti per la salvezza, purtroppo esperienza vuole che devi anche trovare il giorno in cui devi fare delle cose diverse rispetto al solito, la devi interpretare in modo diverso. Vediamo se c'è lo spirito almeno per la reazione. È difficile pensare al pareggio, ma a vedere se almeno la squadra reagisce a questo. C'è un fallo adesso ai danni di Palestra, il calcio di punizione in favore del Cagliari quando siamo all'81esimo minuto. Calcio di punizione affidato a Gianluca Gaetano, eccolo che si è portato sul pallone mentre si preparano due cambi, mi pare di dire, nel Cagliari. Purtroppo non si è rimasti neanche sul 2-0, si è subito il 3-0 e questo chiaramente non ti permette di avere grandi chance. È un pizzico di sfortuna sulla deviazione di Prati e poi però anche parecchia rassegnazione, parecchia distrazione in occasione del gol, dove un po' tutti sono persi il giocatore e Ostigar è andato a colpire quasi liberamente all'interno dell'area. Escono diversi giocatori del Genoa quando siamo allo scoccare dell'81esimo minuto. Esce Ellerson nello specifico, entra Sabelli, esce anche Vitigna e vediamo chi entra al suo posto, il nuovo giocatore che andrà in attacco al posto di Vitigna è invece Messias. Ecco i cambi nel Genoa, che chiaramente gode di questo. Seguiamo l'azione del Cagliari sul calcio di punizione di Gaetano, parte il cross all'interno dell'area, ancora un cross basso, la palla è allontanata, finisce in fallo laterale, rimessa per il Cagliari, ma punteggio nettamente a favore del Genoa. E quindi riprendiamo la linea allo studio, torneremo dal nostro Vittorio Sanna per quanto riguarda la parte conclusiva dell'incontro, i minuti di recupero da vivere insieme a noi. Purtroppo non difficilmente si racconterà di una gara arrembante, mai dire mai, se ci pensiamo il Cagliari con quella famosa rimonta con il Frosinone in casa era sotto 3-0 al 76esimo, ci troviamo anche un po' più là nel punteggio, ma anche a livello di atteggiamento non sembra essere la gara adatta al Cagliari per riprendere la situazione sotto
fatto 3-0, risultato pesante per quanto riguarda la squadra rossoblù, e questa è l'altra partita che il Cagliari non ha giocato nel migliore dei modi, peggior partita insieme a quella con il Sassuolo di cui più volte abbiamo parlato. Effettivamente questa con il Genoa ha visto un primo tempo in crescita, perché poi rispetto all'avvio il Cagliari piano piano ha conquistato metri, ha ottenuto anche un maggior possesso palla, maggior numero di tiri nel corso dei primi 45 minuti, ma un secondo tempo davvero al contrario rispetto a quelle che dovevano essere le prestazioni, la convinzione, l'atteggiamento da vedere in campo. Si è partiti in modo un po' timido, il Genoa ha concesso anche sull'1-0 la grande occasione, come abbiamo detto in precedenza, con Luvumbo, ma Cagliari, che poi dopo non aver sfruttato neanche quella, ha avuto difficoltà a dar vita a azioni particolarmente importanti, e il Genoa poi è riuscito a trovare il gol prima del 2-0, come abbiamo detto in modo fortunoso grazie a Frendrup, e poi del 3-0 a causa di una dormita difesa del Cagliari. Anche qua diciamo le intenzioni dell'attaccante non erano proprio quelle di mettere la palla in rete in questo modo, ma c'è da dire che è bastato toccarla tra la nuca e la schiena per mandare fuori tempo Caprile, che non è riuscito a imporsi. Forse sul terzo gol qualche responsabilità di Caprile c'è, come ci scrive anche il nostro Mauro, che inizio partita era contento per il fatto che l'estremo difensore arrivato dal Napoli fosse capitano, invece conclude il match con a Caprile bisogna togliere i gradi, un incubo, non è particolarmente soddisfatto della gara messa in pratica dall'estremo difensore del Cagliari in questo 20° turno contro il Genoa. 3 gol presi dal Cagliari, una bella batosta per quanto riguarda la squadra rossoblù, che non aveva mai perso in questa stagione con un divario così importante, e ci auguriamo che possa essere un punto di riflessione importante per quanto riguarda l'organico degli isolani, anche se come sappiamo c'è ancora tempo per vedere una reazione almeno simbolica rispetto a quello che è avvenuto nel corso dei 90 minuti. Mancano poco più di 5 minuti più recupero, quindi vedremo se almeno un gol, almeno il gol che viene definito della bandiera, il Cagliari riuscirà a portarlo a casa per diminuire lo svantaggio con il Genoa. Fanno festa naturalmente i tifosi genoani presenti allo stadio, è anche giusto così, visto che è una vittoria importantissima in chiave salvezza per quanto riguarda la formazione di casa. Continuiamo l'analisi del 20° turno, siamo arrivati alla penultima giornata giocata in questo weekend, quella tra Verona e Lazio, un'altra gara che riguardava una delle contendenti alla lotta salvezza, il Verona, che dopo aver resistito per larghi tratti della gara è dovuto capitolare verso il finale con l'1-0 esterno della formazione biancoceleste, che quindi ottiene altri 3 punti nonostante tutte le defezioni sia a livello di mercato sia a livello di uomini venduti a Sarri, che ormai si ritrova con lo scheletro di quella che inizialmente era la sua squadra. Lazio che ottiene comunque i 3 punti al minuto 79 grazie all'autogol di Nelson, che quindi decide l'incontro. Lazio che rimane attaccata al treno europeo, 28 punti, 6 sono le distanze dal Como che si trova al 6° posto, mentre per il Verona penultimo posto in classifica, superato dalla Fiorentina con 13 punti, a pari punti con il Pisa, e questo è quello che è successo in zona retrocessione in questo weekend calcistico. Continuiamo l'analisi del 20° turno con l'ultima gara che è stata giocata in questo weekend, una gara importantissima, quella su cui erano puntati i riflettori dell'intero campionato, ovvero la sfida al vertice tra Inter e Napoli, sfida che si è giocata alle 20:45 di domenica. Risultato finale di 2-2 tra le due compagini, un match davvero spumeggiante tra i partenopei e i nerazzurri, giocato in quel di San Siro. Il vantaggio
dell'Inter, arrivato al 9° minuto del primo tempo, quindi subito Inter che ha messo verso i propri binari la gara con la rete siglata da Di Marco. Il pareggio del Napoli è arrivato al minuto 26 grazie a Scott McTominay per l'1-1 parziale. Secondo tempo parecchio nervoso, che ha visto l'espulsione di Antonio Conte in panchina per il Napoli a causa del rigore concesso all'Inter grazie al VAR, rigore che Çalhanoğlu è riuscito a trasformare facendo impazzire di gioia San Siro, che però si è mutata appena 8 minuti più tardi, quando ancora Scott McTominay ha trovato la via del gol. Davvero bravo Lang a servirlo su una palla che sembrava ormai persa. 2-2 che poi è stato confermato fino al termine dell'incontro, quindi pareggio che comunque favorisce l'Inter, che anche se è vero che ha fallito la possibilità di distacco dalle dirette avversari, non ha perso contro il Napoli, perché sarebbe stato raggiunto proprio dai partenopei, e in questa settimana si sveleranno parecchi scontri di forza, parecchie sorprese. Vedremo se ci saranno in questi prossimi giorni, visto che si recuperano le gare che non si erano giocate per la Supercoppa, e ci sono un paio di match interessanti che devono essere guardati sotto la lente di ingrandimento anche dal Cagliari, perché giocano altre candidate alla salvezza. Infatti oltre al Napoli contro il Parma alle 18:30 di mercoledì, gioca alle 20:45 il Lecce in casa dell'Inter, il Verona ospiterà il Bologna tra le mura amiche, e infine alle 20:45 derby lombardo tra Como e Milan. Questo non ci riguarda particolarmente, ma c'è anche questo come recupero. Prima di ciò naturalmente la gara che andrà in scena alle 20:45, quella tra Juventus e Cremonese, che chiuderà questo 20° turno di campionato. Per quanto riguarda appunto l'ultimo match, vedremo come andrà, che si sfidano la Juventus, che in questo momento si trova in quinta posizione, assolutamente necessità di salire in classifica, di ottenere i 3 punti per tornare a agganciare Roma e Napoli al terzo posto e rilanciare di parecchio i propri obiettivi riguardo allo scudetto, contro una Cremonese che invece si trova in difficoltà. 2 punti nelle ultime 5 per la squadra di Nicola, che si trova in 13ª posizione in classifica. 22 lunghezze conquistate fino a qui dai grigiorossi. Vedremo come andrà stasera nella loro gara contro i bianconeri. Noi intanto siamo pronti a vivere i minuti di recupero della gara del Cagliari con la cronaca di Vittorio Sanna. Sì, 3 gol da recuperare, veramente un abisso in 3 minuti, peraltro 3 soli minuti decretati dal direttore di gara, quindi si andrà a celebrare la fine di questa partita. 3 minuti con lo spirito del Cagliari, che non è lo spirito solito, è una squadra che è apparsa un po' troppo sufficiente anche nella ricerca delle azioni per poter pareggiare. Lo ha fatto con maggiore determinazione nel corso del primo tempo, nel secondo invece quasi aspettasse, come se fosse una cosa dovuta, il maturare del gol. Il gol non solo non è arrivato, ma sono arrivati anche i gol degli avversari. Un atteggiamento soprattutto mentale, quello della squadra, che non ha pagato, oltre che probabilmente non hanno pagato i cambi di Pisacane, che voleva scuotere la squadra, condizionato certamente anche dai tanti cartellini gialli, perché ha dovuto sacrificare giocatori che rischiavano poi di prendersi il secondo cartellino. Recupero ancora da parte del Genoa sul tentativo di lancio della squadra cagliaritana, fraseggio genoano, che chiaramente è forte del punteggio, è assolutamente sereno, non c'è assolutamente nessun tipo di pericolo per i padroni di casa, che tenta il rilancio lungo, palla ribattuta, era in fuorigioco in questo caso Kilissoi, che non partecipa neanche, anzi si tratta di Borrelli, recupera in questo caso il portiere Leali, che raccoglie il pallone e si prepara al rilancio. 91 minuti e mezzo, ancora 90 secondi di gioco, con l'arbitro che dice di accelerare la ripresa, ma d'altronde c'è poco da discutere. Ostigard, l'autore del terzo gol, che appoggia il pallone, lo recupera per un attimo, a dopo per Prati a destra per Palestra, contatto dentro l'area e calcio di rigore.
No, non lo fischia, sembrava calcio di rigore, l'arbitro è passato dritto, non ha dato il calcio di rigore, sarebbe stata anche una mezza beffa, perché però secondo me il contatto c'era da parte di Martin, ma l'arbitro in questo caso non ha ritenuto di dover fischiare. Si rimane sul 3-0 senza rigore, con questo risultato rotondo che è il peggiore del campionato per il Cagliari. Si inizia il giorno di ritorno con un record negativo, forse anche salutare da questo punto di vista per riemergere un po' tutti nell'umiltà e nella determinazione maggiore, per fare in modo insomma che si possa andare a inseguire con maggiore determinazione il risultato nelle altre partite e con meno leziosità, perché anche oggi abbiamo visto un po' di accademia in determinate situazioni, quando invece molte volte devi essere un po' più pratico alla ricerca del gol, alla ricerca del campo, alla ricerca dello sfondamento dalle parti dell'avversario. Fraseggio del Genoa con occhiata al cronometro, 15 secondi ancora da far scorrere, con il Genoa che tiene il possesso di palla, col Cagliari che va timidamente in pressing e con l'arbitro che adesso si appresta a portare il fischietto sulle labbra per dire andate tutti a casa, 3-0 è il punteggio. Il Genoa si porta via 3 punti in questa partita, peccato perché il Cagliari ha mostrato nel primo tempo che poteva fare qualcosa di più, non ha saputo fare questo e nel secondo tempo non c'è stato il cambio di marcia che altre volte c'è stato. Stavolta siamo andati addirittura a spegnerci piano piano, tanto che il Genoa, anche un pizzico fortunato, ha trovato poi il gol del 2-0 che l'ha messo al sicuro del tutto, e quindi il gol del 3-0 su una rilassata totale da parte della difesa cagliaritana, che non è cosa nuova, e su questo probabilmente bisognerà lavorarci. Bisogna prendere questa disfatta, perché di questo si tratta in casa del Genoa, come punto per ripartire, come fonte di errori da che devono essere corretti, e speriamo che nei prossimi giorni Pisacane possa lavorare al meglio con la squadra per evitare di ricadere nelle stesse fallacie. Un po' delusi i nostri ascoltatori, soprattutto Riccardo, che comunque dà speranza. Secondo tempo deludente, pazienza, farà una grande partita sabato con la Juventus. Ci vuole davvero una grande prestazione, ma ci vogliono soprattutto punti anche contro la Juve, Vitto. Ci vogliono punti, ci vuole determinazione, ci vuole la consapevolezza che il bel gioco, d'accordo, che giocare bene è un valore aggiunto, ma bisogna anche essere molto pragmatici, talvolta molto pratici. Ecco, questo pragmatismo oggi è mancato. Perfetto, allora abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Ringrazio Vittorio Sanna per essere stato con noi. Vi do appuntamento a sabato sera 20:45 per la gara tra Cagliari e Juventus. Grazie Andrea, buona serata a tutti. Ed Andrea Sanna è tutto, vi ringrazio per essere stati all'ascolto di A Suon di Gol. Appuntamento quindi a sabato, vi lascio con i programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese?